Bene, buona giornata a tutti. Diamo inizio all'odierna seduta del Consiglio Comunale. Prego il segretario di procedere con l'appello. Clarotto Lavinia. Presente. Agrusti Fernando. Tomba Claudia. Orleni Tiziana. Di Lorenzo Alessandro. Cristante Fabio. Francescuto Ciro. Presente. Agricola Andrea. Colussi Francesco. Pelò Ilaria. Lamanna Paolo. Presente. Canzian Andrea. Presente. Marinelli Antonio. Pisani Antonio. Francescuto Diego. Gregoris Aurora. E c'è la consigliera Liliana Dozzi che ha comunicato l'assenza. Giusto, segretario? Eccoci. Ci stiamo organizzando perché il segretario non riesce a vedere e quindi per certificare le operazioni di voto alla delibera bisogna, adesso mi collegherò io. Partiamo intanto con il primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del verbale della seduta di fine anno, quindi del 29 dicembre. Avete avuto modo di averlo nella messa a disposizione degli atti che vi sono stati trasmessi e quindi votiamo favorevoli all'approvazione dei verbali. Allora votiamo prima i presenti, poi chiederò ai presenti a casa. Quindi rispetto a chi è presente in sala abbiamo l'unanimità. Chiedo a Ciro Francescuto. Ok. Sì? Favorevole? Sì, li vede? Ok. Favorevole, favorevole. Bene, ecco. Ottimo, quindi Paolo, favorevole all'approvazione dei verbali? Favorevole. Sì. Non è fattibile il fatto che noi scriviamo favorevole o no in chat? No, Se li perché potessi- non abbiamo aperto la chat, è un po' più complesso. O apriamo la chat. Ah, ok. Non Adesso c'è uno che chiediamo. vede. Ok, va bene. Puoi aprire la Siamo chat. con l'audio. Canzian, vota anche lei favorevole all'approvazione dei verbali? Se non mi ricordo male, mi pare che il 29 non ci fossi, quindi Sì, mi era astengo. assente. Era assente. E quindi mi astengo. Va bene. Quindi il segretario ha tenuto conto di tutto. Saremo un po' più, diciamo così, un po' più lenti del solito con le operazioni di voto, insomma, abbiate pazienza.
E procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno, che è la comunicazione della deliberazione della Corte dei Conti della sezione del controllo del Friuli Venezia Giulia, numero 68. La comunicazione è del 23 dicembre 2020, concernente la ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 266 del 2005 sul rendiconto dell'esercizio 2018 del Comune di Casarsa della Delizia. Anche questa comunicazione della Corte dei Conti vi è stata messa a disposizione. Sono dei controlli periodici e rutinari che la Corte dei Conti effettua rispetto ai nostri documenti contabili. In questo caso si trattava di un controllo effettuato sul rendiconto del 2018 e non è emersa ovviamente nessuna irregolarità, ma questo sicuramente non è il caso dei nostri bilanci, che sono sempre molto, molto attenti. La Corte dei Conti ha semplicemente chiesto delle integrazioni rispetto ad una voce. C'erano dei vincoli dell'avanzo 2017 reiscritti nel 2018. La nostra ragioneria, unitamente al revisore, ha fornito questi chiarimenti. La Corte si è ritenuta soddisfatta, quindi questa è la comunicazione. Questa non va votata perché è appunto una comunicazione, quindi dovete esserne doti e nulla di più. Terzo punto, all'ordine del giorno relativo all'ufficio postale di San Giovanni di Casarsa, presentato il 26 dicembre dai consiglieri Diego Francescuto e Aurora Gregoris. Come vi ricordate, questo ordine del giorno era stato presentato dopo la chiusura dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 29 dicembre, però comunque abbiamo ritenuto di discuterlo durante quella seduta, vista l'attualità e la rilevanza del tema. C'è anche già stata una prima espressione di voto favorevole all'unanimità, e quindi abbiamo tenuto conto di questo, e il documento poi ha continuato il suo iter. Per la forma, proprio per perfezionare il procedimento, visto che quella era una, pre-adozione, perché ripeto, visti i tempi, non era stato inserito nell'ordine del giorno regolare, formalizzato. Adesso andiamo a riapprovarlo. Non lo so se vuole dire qualcosa il consigliere. Sì, grazie Sindaco per l'opportunità di riparlare di questo argomento. Mi pare che l'ufficio postale di San Giovanni rispetti in modo pedissequo l'orario ridotto che già avevano a suo tempo stabilito di darci. Mi sembra che le poste continuino imperterrite nella loro direzione senza tener conto delle esigenze dei cittadini, perciò credo sia opportuno che sia l'ordine del giorno, ma anche l'ANCI, come lei aveva detto, si è già adoperata e continui in quella direzione lì. Sembra che le poste assumano altri lavori importanti, quelli delle vaccinazioni, di prendere le prenotazioni delle vaccinazioni. Mi metto le mani nei capelli se agiscono come agiscono per quanto riguarda il lavoro del servizio postale. Credo che forse era meglio assegnare a qualcun altro l'intervento. Credo, dottor Alessandro, mi pare che sia da concorde che se quello lì è il modo di operare, sicuramente un'azione forte da parte di più sindaci, ma vedo già Valvasone molto attivo nel contesto, vedo anche altri comuni, perché da quando abbiamo presentato l'ordine del giorno varie notizie sul giornale sono state riportate di comuni che si lamentavano della stessa situazione. Anche Zoppola, che ha subito quella rapina notturna che hanno sfondato l'ufficio postale, tenuto chiuso mi pare per un mese, perciò il servizio continua ancora. Noi naturalmente lo abbiamo presentato e pensiamo
pensiamo che il Consiglio Comunale lo approvi all'unanimità per poi dare seguito, dare più forza al Sindaco per nelle sedi opportune portare avanti la nostra tesi. Sì, dunque vi do un breve aggiornamento. Allora, dopo l'approvazione di fine dicembre dell'ordine del giorno e dopo che è stato comunicato da alcuni enti e quindi è stata fatta in qualche maniera pubblicità rispetto a questo ordine del giorno, sono stata chiamata dalla responsabile del servizio dei contatti con i comuni e con tutti gli organi istituzionali del nord-est Italia e mi sono state date, diciamo così, delle rassicurazioni in merito alla prossima riapertura dell'ufficio postale. Ricordo che, adesso io non ricordo se era fine gennaio o comunque primi di febbraio, mi ricordo che era l'epoca in cui il consigliere Francescuto era chiuso in casa, diciamo, ecco, in quel periodo, e ancora non è stata riaperta. Insomma, io semplicemente ho cercato di incalzare questo responsabile dicendo che per noi è quanto più urgente. Tra l'altro proprio in queste giornate ci sono state delle file lunghissime, sia qui a Casarsa che poi a San Giovanni nelle giornate di apertura, ma anche proprio sia lunedì che martedì ci sono state delle lunghissime file a Casarsa, che tra l'altro coinvolgono anche noi come ente, perché il nostro addetto alla segreteria che deve recarsi un'ora, un'ora e un quarto per portare la posta e per ritirare la posta. Questo è del comune, quindi sì, questa è la situazione, non per effettuare operazioni particolari, semplicemente parliamo di consegna e ritiro della posta del comune. Quindi è una situazione che sicuramente non è accettabile. Con ANCI abbiamo un fronte, un tavolo aperto su questo, c'è stata la manifestazione a Monfalcone, a cui anch'io ho partecipato, e più o meno noi ogni mese ritorniamo su questi temi. Adesso devo dire che nell'ultimo mese siamo stati presi da altre emergenze, però sicuramente avrò comitato esecutivo e ANCI proprio la prossima settimana e uno tra le discussioni che proporrò è proprio un aggiornamento della questione con Poste Italiane, anche perché poi c'è stata una sentenza di una TAR, adesso non ricordo se fosse un TAR della Campania, era in qualche regione del centro-sud, che proprio in una vertenza tra un comune e Poste Italiane dava ragione al comune, perché il TAR diceva che Poste Italiane non poteva rimodulare gli orari di un ufficio postale senza aver prima un accordo con l'ente locale. Quindi su questo noi anche come ANCI adesso stiamo cercando di intraprendere una nuova azione. Ovviamente non è un'azione legale al momento, però sicuramente un'azione di pressione e di persuasione. Quindi è un fronte che rimane aperto e su cui senz'altro la nostra attenzione non cala. Detto questo, se non ci sono altri interventi, quindi rivotiamo formalmente l'ordine del giorno, segretario? Sì. Quindi favorevoli all'ordine del giorno, tutti presenti, credo anche sì, Ciro e anche Paolo, sì. Quindi l'unanimità è riapprovato l'ordine del giorno. E adesso iniziamo con tutte le delibere usuali, propedeutiche all'approvazione del bilancio previsionale. Iniziamo con la prima, che è la determinazione per l'anno 2021 dell'indennità di presenza da corrispondere ai componenti della Commissione Edilizia e componenti delle commissioni consiliari permanenti. Qui il compenso e l'indennità è invariata rispetto agli anni scorsi. Vi ricordo che si partiva da 54 euro che erano corrisposti
nel 2011, però poi sono state tutta una serie di decurtazioni nel tempo che hanno portato anzi 54 nel 2011, 57 erano nel 2005, ma negli ultimi anni questa è stata ridotta a 23 euro e 24 centesimi per le indennità di gettone di presenza alle commissioni consiliari e di 20,92 per le sedute della commissione edilizia. Quindi questi sono gli importi. Credo che non ci siano richieste di chiarimento, quindi possiamo subito metterla ai voti. Quindi favorevoli alla determinazione e al mantenimento di questa indennità di presenza. Unanimità, perché contrari e astenuti non ve ne sono. Votiamo l'immediata eseguibilità, anche qua unanimità. Eccoci, perché contrari e astenuti non ve ne sono. Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2021. Qui andiamo a riproporre diciamo così, beni, in questo caso si tratta di terreni, quindi di immobili che non sono più necessari all'ente per la propria attività, il proprio esercizio ordinario e che quindi vengono messi in vendita. E sono gli stessi ormai da qualche anno. Abbiamo le alienazioni del diritto di superficie che si sono aggiunte e avete anche questa tabella vi è stata messa a disposizione. Vi ricordo che i beni di cui parliamo sono un terreno coltivabile in comune di San Vito al Tagliamento, in zona industriale Ponte Rosso, per 5.000 metri quadrati a un valore indicativo di 25.800 euro. Poi parliamo di un terreno, di un'area residuale di un parcheggio pubblico in via Pasolini, qua a Casarsa, 200 metri quadrati per un valore di 16.000 euro. E poi abbiamo un terreno pertinenza del fabbricato PEP già concesso in diritto di superficie in via Mantegna, qui 3.420 metri quadrati per un valore complessivo di 61.626 euro. Un altro terreno, sempre una pertinenza del fabbricato PEP, qui sempre di via Mantegna, la superficie anche questa è di 3.420 metri quadrati, però trattandosi di un'area diversa è diverso il valore, in questo caso il valore stimato è di 72.198,60 euro. E infine un altro terreno di pertinenza del fabbricato PEP, già concesso in diritto di superficie, anche questo in via Mantegna, qui parliamo di 3.350 metri quadrati, l'importo è di 7.056,40 euro. Il complesso di questi immobili che mettiamo in vendita è di 182.681 euro. Vi ricordo che questi fondi non sono iscritti a bilancio, saranno iscritti a bilancio soltanto nel momento in cui queste entrate dovessero venire a realizzarsi, quindi in caso in cui ci fosse un atto di compravendita. Qualche richiesta? Solo un piccolo passaggio. Sì. Già da diversi anni portiamo sempre questi fondi e sempre gli stessi importi. Sì. È evidente per quanto riguarda il diritto di superficie sono dei valori stabiliti per legge e perciò quelli andranno mantenuti. Non sarà mica possibile stabilire dei prezzi inferiori per quanto riguarda i fondi, tenuto conto che c'è la necessità, al comune non servono, sono lì inutilizzati, per invogliare magari vicinanti, confinanti ad acquistarli, se fosse possibile magari fare una riduzione come avviene nelle aste
pubbliche quando c'è un fallimento, se possibile ridurli, magari riusciamo a toglierli di peso e utilizziamo questi fondi. Ma mi diceva il segretario che è già stata fatta un'asta sì, ed è già stato deprezzato. Tra l'altro, apri. Terreno, quello lì, il primo terreno che il sindaco diceva in territorio del comune di San Vito, credo che siano state esperite 2 se non 3 incanti, procedure di gara, e ovviamente è stato rideterminato a ribasso. Forse bisogna arrivare ancora più in basso. Sì, ma allora, quello probabilmente perché dato che in una zona in qualche maniera vicina alla zona industriale, prima o poi è probabile con un prossimo ampliamento che venga inglobata e acquistata dal Ponte Rosso stesso. Questo potrebbe essere. Sì, potete, se parla perché da casa Sì. non sentono, col microfono Sì, acceso, per dicevo che cortesia. il Ponte Rosso a suo tempo, quando ha acquistato le aree, i terreni, ha pagato dei prezzi interessanti, sì, oltre al mercato, quelli previsti dal mercato, un addizionale del 50% in più, sia per chi coltivava il fondo se non era proprietario, perciò aveva dei prezzi interessanti per chi aveva il terreno in fondo. Diventa strano che nessuno sia interessato a quel terreno lì. Diciamo che erano anche altri tempi e quindi sì, probabilmente, no, ma io credo che proprio non sia appetibile vista la vicinanza nella zona industriale, quindi un prossimo possibile acquisto da parte del consorzio per un'urbanizzazione e poi una rivendita per insediamenti produttivi, quindi questo è. Poi per il resto, sapete, tutte quelle aree di cui che prima erano state concesse in diritto di superficie, di cui adesso andiamo ad alienare proprio il pieno diritto di proprietà anche sul terreno, questa azione è stata fatta perché abbiamo portato diversi atti in Consiglio Comunale proprio su richiesta di alcuni di questi. Proprio su richiesta di alcuni di questi cittadini e quindi sì, sì, che è probabile, certo, però in qualche maniera c'era già un interesse da parte di uno dei confinanti che in qualche maniera lo utilizzava e quindi insomma speriamo che a breve questo possa perfezionarsi. Non è da tanto, io credo che questo sia stato inserito proprio lo scorso anno nel piano delle alienazioni. No, non è da molto questo. Questo non è da molto. L'altro sì, più che altro è il terreno, quello del Ponte Rosso che ormai portiamo da diversi anni, che tra l'altro il comune si era trovato per un legato, giusto? Sì. Era veramente anche diciamo così, un regime giuridico del passato, sì, sì. Quindi se non ci sono altre richieste metterei ai voti l'approvazione del piano delle alienazioni, quindi favorevoli. Qui abbiamo tutti, salvo 2 che sono contrari o astenuti, 2 astenuti, nessun contrario, quindi Marinelli e Pisani si astengono. Votiamo l'immediata eseguibilità, erano tutti favorevoli, sì.
io adesso li vedo da qua anche. Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli? Anche qui tutti salvo 2 che sono astenuti. Punto successivo, che in qualche maniera è legato al piano delle alienazioni, perché parliamo sempre di aree, parliamo sempre di immobili, in questo caso è una presa d'atto della mancanza di aree comprese nelle zone PEP destinate alla cessione in proprietà o in diritto di superficie per l'attuazione di nuovi interventi di edilizia residenziale. Ormai da anni, anche questa è una delibera che riportiamo, non ci sono nuovi terreni da mettere appunto da destinare all'edilizia popolare. Vi ricordo che uno degli ultimi terreni che era rimasto libero era quello degli Orti Pezzotti, su cui però è stata fatta un'operazione di cessione all'Ater diciamo così, con la condizionalità posta all'Ater di realizzare degli alloggi popolari. Tra l'altro i lavori sono stati un po' rallentati anche quelli per alcuni anni, adesso invece vedo che sono quasi ultimati e tra l'altro dovrebbe essere pronto anche, o è già chiusa probabilmente, è già stata chiusa una nuova graduatoria dell'Ater, guardo l'assessore, sì, ecco, è stata chiusa anche un nuovo bando con una nuova graduatoria dell'Ater anche per poter andare ad occupare questi edifici appena potranno essere agibili, però credo veramente si tratti di tempi compressi. Andiamo a votare quindi questa delibera, quindi questa presa d'atto, quindi favorevoli, qua ne abbiamo tutti, anche da casa, astenuti, 2, poi magari ce lo spiegherete, contrari, nessuno. Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli, tutti salvo Pisani e Marinelli che si astengono, giusto? Sì? Ecco. E contrari nessuno. Approvazione del programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici. Anche questi documenti vi sono stati inviati e tra l'altro vi sono stati inviati proprio per facilitarvi la lettura in nel formato diciamo così quello tradizionale. Resta inteso che noi ufficialmente i documenti che approviamo qua in Consiglio Comunale, che trasmettiamo agli enti competenti, sono quelli redatti secondo le nuove tabelle ministeriali. Però per facilitarvi la lettura, visto che qualche... Com'è? Sì, infatti, diciamo, appunto, visto che più volte in Consiglio insomma, vi siete lamentati, insomma, comunque avete fatto presente che sono poco intelligibili, ecco, la segreteria ve li ha trasmessi anche nelle schede, quelle diciamo così ordinarie. Allora qua io vi ricordo che nei piani, nel piano triennale delle opere pubbliche trovate tutte le opere che ancora devono essere bandite, non soltanto cantierate, perché nel momento in cui viene esperita una procedura di gara, quindi parte l'appalto, da quel momento quell'opera esce dall'elenco triennale. Ad esempio lo scorso anno c'era anche l'importante lavoro di efficientamento energetico e ristrutturazione sismica della scuola media Enrico Fermi. Quest'anno non la troverete più perché a fine anno è stata bandita. Quindi questo. Quindi quest'anno vi troverete per il miglioramento sismico della scuola primaria Leonardo da Vinci, corpo di fabbrica B2 e B1,
e anche il B3 e B1, il miglioramento sismico della palestra della scuola Enrico Fermi, progetto bellezza, rifacimento della pavimentazione di piazza 24 maggio, il progetto di restauro della corte rustica e delle serre di Palazzo Burovic con i fondi del programma di sviluppo rurale e il progetto Paesi Rustica Moura, gli interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale, in particolare rifacimento dei marciapiedi, 140.000 euro per dei contributi statali che sono stati assegnati al nostro comune, e sono dei contributi che vengono assegnati, diciamo, in misura standard in funzione della dimensione dei comuni stessi. L'acquisto dell'area ex SIAL, sede del centro sociale Centro Alzheimer Fusion Timp, l'adeguamento strutturale, qui con dei fondi arrivati attraverso l'UTI e l'intesa per lo sviluppo, interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa, in particolare il completamento della pista ciclabile esistente lungo via Valvasone fino al cimitero, l'ampliamento del cimitero di San Giovanni di Casarsa per la realizzazione di nuovi loculi, e poi troverete anche questo non abbiamo ancora inserito, ma stiamo pensando anche al prossimo ampliamento di quello di Casarsa, l'adeguamento e messa a norma dell'edificio adibito a biblioteca comunale di via 11 febbraio, il restauro e adeguamento della loggia di San Giovanni di Casarsa, completamento auditorium ed uffici dell'ex consorzio agrario a uso polifunzionale, quinto lotto, e infine interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale. Questo sia per il 22 che per il 23. Non so se ci sono richieste o se il vice sindaco, in quanto diciamo così, prego, chiedono loro, ci sono richieste, quindi sì, prego. Se posso fare una richiesta veloce, tecnica, nelle schede, quelle esemplificative, mi complimento anche per l'iniziativa perché sono chiare e ben fatte. Nei tempi stimati di realizzazione, i riferimenti numerici sono mesi? Cioè, tempi stimati, approvazione 1, Sì. approvazione, prendo il primo lavoro numero 1, approvazione, progettazione esecutiva 1, appalto, affidamento lavori 6, ultimazione lavori 14. Sono espressi in mesi? Sì. Ok, per capire. Altri interventi? Prego, consigliere Francescuto Diego. Sì, c'è un bel elenco di lavori di opere pubbliche che sono in programma per il 2021, però noi come consiglieri di minoranza, almeno il nostro gruppo, ma penso anche da parte degli altri consiglieri, che siamo osservatori e dobbiamo stare attenti a dove vengono spesi, come vengono spesi i soldi del comune, ci siamo posti, ci poniamo qualche domanda a riguardo. I primi 3 punti naturalmente senza nessun problema dire che sono importanti perché parlano di miglioramento sismico dei 3 edifici delle scuole e nulla da... Il punto 4 che si parla di bellezza, recuperiamo il Casel di Pasolini e Inteso, non sappiamo ancora nulla se quei ricorsi che erano in atto da parte dei cittadini sono stati conclusi, se il contributo è stato assegnato al comune, se possiamo disporre di quei fondi, se l'intervento che era previsto con un ponticciolo sulla Roggia per poi congiungere la strada bianca successiva sta andando avanti o meno. Questo è un punto di richiesta. Il rifacimento della pavimentazione della piazza è già la 3ª volta, mi pare, la piazza più che piazza è la via 24 maggio, perché la piazza non è piazza 24 maggio. Lì sono stati già investiti per un paio d'anni, sono stati fatti degli interventi. Poi per quanto riguarda la corte rustica, sì, c'è una bella cifra a disposizione,
per rimetterla a posto, vedremo il progetto quando sarà il momento. E l'altra, la sede dello IAL, ecco, anche questo è un acquisto per il comune importante, perché mi pare ci siano per 2 anni consecutivi dei contributi che ci portano all'acquisto di questa sede. E lì già si svolgevano delle attività come centro sociale, centro Alzheimer. Sembra che da quanto si legge verrà realizzata una palestra, perché l'edificio è molto ampio e poi il mantenimento di questo edificio compete al comune, perciò abbiamo acquisito con poco o niente, con un contributo poco niente da parte del comune, abbiamo ottenuto i fondi per acquistarlo, ma poi la manutenzione e il mantenimento di un edificio che ha già una trentina d'anni, no? Compete al comune, penso, no? La pista ciclabile, speriamo che quest'anno la parte terminale della pista ciclabile di via Valvasone che conduce al cimitero, speriamo che a fine anno o per i santi, quando ci sarà l'occasione di andare al cimitero, sia fruibile da parte dei cittadini. L'Oculi a San Giovanni, che sicuramente ormai siamo alla fase conclusiva di quelli che sono a disposizione per San Giovanni, ma anche Casarsa credo che il problema sussiste. Lì a San Giovanni probabilmente sarà la parte quella verso sud che verrà utilizzata, però attualmente non sappiamo ancora nulla a riguardo di qual è il fondo, perché ci sono dei vincoli, mi pare, posti dal piano regolatore per il terreno che dovrebbe essere utilizzato per l'ampliamento. Ecco, la biblioteca civica, si parla di 140.000 euro a disposizione, biblioteca civica che però mi pareva di aver inteso, almeno leggendo dal giornale, che forse la Barchessa poteva essere utilizzata per questo, perciò spendiamo dei fondi per fare dei controlli se la Barchessa è adatta per fare la biblioteca, restauriamo. Se andiamo a spendere 140.000 euro per la messa a norma dell'edificio adibito a biblioteca in via 11 febbraio, credo che poi rimanga lì la biblioteca, si può intendere, perché non è che vengono investiti fondi e poi, perché un discorso è avere uffici e un discorso è avere biblioteca, i carichi sono completamente diversi. E la casa della Carmela che è stata acquistata pareva avesse già una destinazione ben precisa come comando polizia locale. Sembra che il comando polizia municipale non venga più trasferita in quel sito lì e rimanga dov'è, almeno per il momento. Ma queste sono cose che abbiamo sentito nel tempo, ho letto dai giornali. Il restauro e adeguamento della loggia di San Giovanni, 340.000 euro. Anche lì, un anno fa abbiamo parlato della loggia e il sindaco ci aveva promesso che a breve avremmo visto i progetti della realizzazione, no? Dopo il lavoro che aveva svolto l'assessore Cristante, pareva fosse giunto un momento di poter vedere cosa viene realizzato, perché la loggia è l'edificio storico di San Giovanni che andrebbe recuperato e andrà recuperato nel tempo, ma a tutt'oggi non abbiamo visto nulla di quello che dovrebbe diventare. Speriamo anche che il consorzio agrario termini, l'ex consorzio agrario venga portato a compimento, perché altrimenti sono passati talmente tanti anni che forse una destinazione diversa poteva far pensare per il futuro. Ecco, sono queste le domande, i dubbi che noi come gruppo ci siamo chiesti. Se in questa sede riesce a darci dei chiarimenti e soddisfa le nostre intenzioni, almeno di sapere cosa avverrà in futuro, perché siamo a fine mandato praticamente, abbiamo l'ultimo anno e che poi non ci sono molti ritorni per l'amministrazione, visto che il sindaco poi ha concluso questo mandato, la legge non consente più di rimanere in quel ruolo, perciò rimarrebbero degli impegni per la nuova amministrazione, magari impegni importanti come quelli dello IAL, quelli della Barchessa, sono sicuramente degli interventi a lungo termine che poi devono portare avanti per tanti
inizio io, cerco di andare più o meno per ordine. Allora, rispetto al progetto al progetto Bellezza, il progetto è fermo perché c'è stato un ricorso dei privati nei confronti del vincolo posto dalla sovrintendenza. Quindi tra l'altro ci sono stati 2 gradi di giudizio che hanno dato ragione ai privati, e adesso la sovrintendenza sta riformulando il vincolo. Quindi invece per quanto riguarda le azioni che erano state poste dai privati nei confronti dell'amministrazione, quello noi non abbiamo avuto nessun problema, anzi abbiamo vinto, no? E non hanno neanche, i privati non hanno neanche ricorso, quindi quella parte si chiude. Di conseguenza noi lo riscriviamo perché questo contributo non c'è, questo contributo ci è stato assegnato, non c'è mai stato, non abbiamo comunicazioni contrarie rispetto a questo, e quindi noi continuiamo con il nostro progetto da questo punto di vista. Non sono stati fissati, ripeto, probabilmente la pandemia tutto ha rallentato, ha bloccato tutto quanto, tutto è stato prorogato, quindi noi da questo punto di vista continuiamo. Comunque è un progetto che sicuramente ci sta a cuore, prima o poi in un modo o nell'altro quel bene dovrà essere a disposizione del Comune di Casarsa, al di là di ponti o non ponti, percorsi più o meno ampi o più o meno lunghi. Ovviamente con più fondi a disposizione il progetto sarà più attrattivo, sarà più completo, però credo veramente che proprio stia in tutti quelli che hanno amore a Casarsa, che hanno amore alla figura di Pasolini, la valorizzazione degli itinerari, eccetera, auspicare che quel bene lì torni ad essere un bene appunto anche tra l'altro fruibile da tutti, perché in questo momento non è fruibile, sta crollando. Tra l'altro il prossimo anno sarà il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, per cui speriamo di poter fare questo regalo. E tra l'altro riprendo con la fine, no? Nel senso che è vero, sì, è l'ultimo anno di mandato, ma noi saremo impegnati fino all'ultimo giorno, perché, certo, ma perché ovviamente noi facciamo queste opere, le portiamo avanti perché crediamo nella realizzazione di queste opere e perché crediamo che siano utili alla cittadinanza di Casarsa, e di conseguenza, ripeto, non è questione di anno elettorale, non voglio sentir parlare di asfaltature elettorali. Sapete che purtroppo il 2020 è stato un anno funesto anche per i cantieri, che sono stati rallentati, tutti quanti, sì, sono stati rallentati. No, sono stati bloccati dappertutto, consigliere, si informi. Ecco, comunque va bene, comunque anche a Casarsa va bene, comunque va bene, ognuno vede quello che vuol vedere. Certo, quando c'è il lockdown e non si può uscire, di sicuro non vado in giro. Quando devo andare in giro e posso andare in giro, vado e vedo. E soprattutto io parlo con i miei colleghi e so le difficoltà che hanno. Ripeto, ognuno vede il film che vuole, la storia che vuole, quindi oramai, guardi, proprio di sicuro non mi pongo l'obiettivo che non mi sono mai posta. Prima cercavo di poter confrontarmi e dialogare, ho capito che è impossibile, quindi ormai non. Allora, al di là di questo, comunque fino all'ultimo giorno noi andremo avanti a realizzare questi progetti. Per quanto riguarda lo IAL, questa è una vicenda lunghissima che andiamo a chiudere dal punto di vista della proprietà, dopo anni e dopo diverse amministrazioni che non erano riuscite a chiuderle. Per cui per noi è comunque un risultato importante portarlo a casa. Come sapete, anche in quell'area c'era un edificio realizzato comunque su un terreno del comune, e quindi anche lì c'era il famoso vincolo del diritto di superficie. C'è stata un'avvertenza tra il comune e lo IAL, c'è stata un'avvertenza che poi era stata conciliata. Che anni erano? Che amministrazione era? Credo fosse l'amministrazione Tubaro, sì. Sì, accendi.
L'avevamo iniziata con l'amministrazione Colussi e poi si era conclusa con una convenzione fatta dopo qualche anno, ma per ritardi dello IAL, credo nel 2000 e fammi pensare, nel 2008-2009, quegli anni lì. So che era assessore Canzian quella volta ai servizi sociali e aveva concluso lui poi la trattativa con lo IAL per inaugurare poi la struttura come centro anziani. Questa era stata una vicenda un po' lunga, c'era stato un accordo con lo IAL, ricordo benissimo, lo IAL si impegnava a fare dei lavori all'interno della struttura per renderlo agibile o almeno in parte. Hanno ritardato però questa esecuzione dei lavori, ma insomma alla fine l'hanno fatta e questa era una condizione affinché ognuno ritirasse il ricorso fatto al TAR, perché noi ritenevamo che la struttura, nel momento in cui insisteva sul terreno pieno del comune, era del comune nel momento in cui loro non facevano più scuola. Lì c'era un problema un po' interpretativo, noi avevamo un nostro, loro hanno fatto un ricorso al TAR e noi avevamo recriminato la proprietà, punto. A quel punto lì c'è stato un accordo con lo IAL, quindi loro hanno ritirato il ricorso, abbiamo raggiunto un accordo che era in questi termini, quindi loro ci concedevano la struttura una volta che era stata resa agibile, perlomeno per la parte che riguardava la parte anziani, quella che adesso ancora è agibile, per un certo numero di anni. La convenzione poi finiva e alla fine della convenzione l'impegno era o di acquistare lo stabile oppure di pagare un affitto per continuare a stare dentro. Questa cosa è nata un po' nel dimenticatoio negli anni, perché per vari motivi, cioè lo IAL non aveva più nessun interesse di fatto né a riaprire scuola né a fare altro, per cui il discorso si era un po' arenato. Lo abbiamo ripreso in mano, per capire abbiamo ripreso contatti con lo IAL e fortunatamente devo dire, la Lavinia, il sindaco, è riuscita ad ottenere dall'UTI, dall'ambito, quindi questo finanziamento è un finanziamento di ambito, non so adesso come si chiama, se non si chiama più UTI. In realtà è l'intesa, la concertazione per lo sviluppo, sono dei fondi regionali dell'intesa per lo sviluppo che venivano contrattati tra l'UTI e la regione, quindi li abbiamo portati a casa proprio in virtù anche della valenza sociosanitaria del progetto. E anche sovracomunale, cioè nel senso che è un interesse perché il discorso soprattutto dell'Alzheimer coinvolge anche i comuni limitrofi, per cui abbiamo ottenuto questo finanziamento che però è plasmato su 2 annualità, quindi è plasmato sul 2021, quindi adesso noi andremo a impegnare i 300.000 euro e poi il saldo è nel 2022. Con lo IAL mi ha mandato un messaggio 5 minuti fa il Presidente, perché giustamente adesso bisogna fare un contratto, perché loro sono stati anche molto pazienti, diciamo, no? Perché dovevamo fare un preliminare intanto per definire il costo della struttura e sicuramente non basteranno i soldi per fare anche i lavori di strutturazione. Devo dirvi che abbiamo preso dei contatti con l'Ater, è venuto a vedere lo stabile il presidente, Angioletto Tubero, che ruolo ha presidente credo? Ecco, direttore, con Angioletto Tubero è un tecnico dello IAL, perché l'ipotesi è un'ipotesi ancora da valutare. Voi sapete che lo IAL ha 2 piani, cioè c'è il piano terra e poi c'è una struttura al primo piano. E l'idea che è venuta insieme tra noi e l'Ater è di far sì che l'Ater trasformi quella parte, diciamo il primo piano, in appartamenti sempre per anziani e quindi per utilizzarlo in questo modo. Quindi come abbiamo fatto per quello spazio degli Orti Pezzotti famoso, di quello di cui parlava la Lavinia prima, no? Che è stato regalato allo IAL, a condizione che poi all'Ater, a condizione che poi l'Ater facesse l'intervento. L'idea è quella di fare la stessa cosa, cioè noi possiamo dare il piano superiore all'Ater, l'Ater fa l'intervento e poi questi appartamenti eventuali vengono dati a disposizione al centro anziani, cioè alle casette per anziani, così come quelle che insistono già nella zona. Questo è un qualcosa che potrebbe realizzarsi. Per cui adesso chiaramente cercheremo di spuntare un buon prezzo con lo IAL, c'è già un prezzo lì chiaramente, ma vedremo se potremo spuntare un prezzo anche un po' migliore, in modo da avere una certa cifra per fare almeno dei lavori di ristrutturazione per renderlo maggiormente usufruibile. Il discorso della palestra
è un'idea intanto, cioè nel senso, siccome lo spazio è enorme, chiaramente sarebbe bello creare in uno di questi spazi enormi una palestra o due palestre che potrebbero utilizzare sia alcune società sportive di Casarsa, ma anche poi i nostri anziani fare proprio un centro di piccola riabilitazione, per cui fare una cosa fatta molto bene. È una cosa futuribile, non dico che va fatta domani, però intanto mettiamo il ferro in acqua, questo qua è un progetto diciamo strategico per poter realizzare una sorta di riabilitazione per gli anziani del nostro territorio da effettuare dentro questa struttura. Questo un po' è un programma di massima che vorremmo fare. Sì, aggiungo che le palestre, cioè parliamo di piccole palestre per ginnastica altalgica, riabilitazione, potrebbero essere utilizzati per piccoli gruppi che fanno arti marziali piuttosto che danza, insomma questo tipo di discipline. Ovviamente non stiamo parlando di una palestra per giocare a pallamano, a basket o simili, insomma questi sono gli spazi. Aggiungo che come centro Alzheimer con l'ambito prima, con l'UTI poi, abbiamo sempre avuto difficoltà nell'accreditamento da parte della regione, cioè quel centro lì non è attualmente accreditato proprio perché manca uno dei requisiti fondamentali, ovvero il possesso degli spazi in cui il centro si trova e svolge le proprie attività. E quindi con l'acquisto andiamo anche a superare questo vulnus e andiamo ad aprire una strada diversa che è quello dell'accreditamento. È un'area ampia sicuramente che si presta a diverse progettualità. Il vice ve ne ha illustrate alcune che insomma in qualche maniera stiamo approfondendo, potrebbero essercene anche altre. Adesso con l'acquisto andremo a redigere un piano, un piccolo progetto di fattibilità e poi delineare meglio nel tempo il da farsi. Però ripeto, quella lì era un'avvertenza aperta da anni tra Comune e IAL, sia da parte dell'uno che da parte dell'altro c'erano stati nel tempo alcune, diciamo così, non dico inadempienze, però insomma sia da parte dello IAL che del Comune si era un po' tirato dalla propria parte, non si poteva andare oltre, quindi pena la perdita di un centro, di un polo che per noi, per i nostri anziani e per la nostra vita sociale è diventato importante, questa azione andava compiuta. Quindi insomma siamo convinti della bontà dell'operazione e sicuramente questo poi sarà un progetto che sarà portato a termine, soprattutto che sarà inaugurato dalle amministrazioni che verranno. Però ripeto, andiamo a chiudere anche delle vertenze, quindi delle situazioni che erano rimaste in sospeso per troppi anni. Scusa, Lavinia, sì. a proposito dell'accreditamento di cui parlava il sindaco, il fatto di non avere la proprietà ci ha anche impedito negli anni di accedere a dei finanziamenti ad hoc che la regione stanziava per centri simili, però la condizione era essere in possesso della struttura. Questa cosa adesso ci permetterà eventualmente di accedere anche ad ulteriori finanziamenti per quanto riguarda l'anziano piuttosto che l'anziano con problemi intellettivi iniziali, insomma ecco, quello che era diciamo, la mission della struttura. Ecco, poi ci troviamo ad avere un polo dedicato veramente del nostro territorio, a fronte di domande crescenti, sia di servizio di centri sociali che di residenze in qualche maniera protette, quindi le domande sono crescenti da questo punto di vista. E per quanto riguarda la biblioteca, allora la cifra che è indicata è una cifra del tutto indicativa. Abbiamo avuto degli incontri con chi sta seguendo il progetto proprio recentemente e posso dire che la cifra per un recupero sarà almeno dal minimo duplicata se non triplicata. Queste sono le situazioni, questa è la situazione. Infatti sono stati fatti delle verifiche, delle analisi e
e ci sono diversi interventi che devono essere fatti anche a breve. Però su questo io preferirei, visto che sono delle, diciamo così, è un tema un po' particolare, preferirei fosse trattato a parte e vi proporrei un incontro di capigruppo allargato proprio su questo tema, sul tema della biblioteca. E per quanto riguarda i vigili si sposteranno, quindi in ogni caso i vigili si sposteranno, non c'è problema, non rimarranno più nella sede attuale di Palazzo Zatti, che sicuramente non è adeguata. Ci sono diverse variabili in gioco, ripeto, su questo vorrei proporre un capogruppo, volendo anche allargata, però insomma trattare in maniera, diciamo così, proprio più specifica e anche con l'ausilio di comunque supporto tecnico, comunque supporto di esperti questo tema. La loggia abbiamo un problema legato ad un anno di ritardo della sovrintendenza, giusto? La sovrintendenza è da un anno che deve venire a fare rispetto alla piazza di San Giovanni ecco, avevamo chiesto dei sopralluoghi perché ci sono delle progettazioni in corso, abbiamo chiesto dei sopralluoghi alla sovrintendenza, dovevano arrivare a gennaio del 2020, avevamo appuntamento per il gennaio 2020 e li stiamo ancora attendendo, insomma il Covid, il lavoro lavoro agile, smart working eccetera ha rallentato un po' tutto, adesso si fanno dei sopralluoghi però in maniera diversa, comunque insomma a breve dovremmo avere qualcosa da presentare anche su questo tema. E sull'ex consorzio ho sentito parlare di una destinazione diversa, chiedo quale, perché noi abbiamo dei fondi e buona parte dei fondi sono anche già stati spesi ed erano proprio per l'edilizia scolastica. Se noi fossimo andati a realizzare qualcosa di diverso, vi ricordo che non solo avremmo perso i finanziamenti, ma avremmo dovuto restituire anche quelli che già ci erano stati concessi. Al di là di questo, purtroppo quel cantiere lì ha avuto tante sfortune e tra l'altro non imputabili alla nostra amministrazione, perché vi ricordo che il contenzioso era del 2009-2010, quindi ci siamo trovati questo noi a dover scontare. Abbiamo ancora una vertenza aperta ormai al terzo grado che speriamo che a breve possa concludersi, e nel frattempo abbiamo anche iniziato un arbitrato, perché questo prevedeva il contratto con i progettisti dell'opera per degli errori progettuali. Esatto, quindi su quello andiamo e ripeto, le lungaggini non sono imputabili alla nostra amministrazione. Comunque permane l'interesse da parte dell'istituto comprensivo ad avere il prima possibile a disposizione quell'opera, tanto più anche in periodi come questi di emergenza sanitaria in cui si chiedono spazi più ampi a disposizione. Ricordiamo che attualmente nella scuola elementare di Casarsa viene effettuato il doppio turno della mensa con bambini che purtroppo non riescono a mangiare il cibo sempre alla temperatura ottimale, proprio dovuto a questo. L'aula magna, la sala polifunzionale, la scuola continua a chiedercela, quindi siamo convinti che quest'opera sia importante, sia prioritaria per il nostro istituto comprensivo, e dopo una serie di difficoltà che ci sono state sicuramente andremo a concluderla. Quindi credo di aver risposto a tutte diciamo così, le osservazioni sulle opere che aveva fatto il consigliere. Vi informo che a breve, proprio in questi giorni, sta partendo il cantiere
delle scuole medie Enrico Fermi. Efficientamento energetico e anche lì c'è un adeguamento sismico. Un'opera importante, parliamo intorno, credo alla fine l'opera sia su 1,5 milioni di lavori, c'è massima collaborazione da parte della ditta che si è aggiudicata i lavori per poterli compiere in tempi ragionevoli e quindi per poter consentire poi il rientro in aula dei nostri ragazzi. Quindi questo, e poi partiremo con la gara per l'appalto, la gara d'appalto, la procedura concorsuale per i lavori della palestra delle scuole medie. Non ha risposto riguardo la via 24 maggio, poi bah. mi aggiungo una cosa, visto che a scalare, quando i lavori sono completati, escono dal programma, il centro del riuso, che dovrebbe essere completato visto che non è più in elenco, cosa avviene di quell'immobile che è stato costruito? Parte, inizia, è stato trovato chi gestisce? Allora, allora, non è che quando non ve li trovate più in elenco sono completati, vi ho spiegato prima. Quando non ve li trovate più in elenco è perché sono appaltati, cioè sono in corso. Non sono, cioè qua ci sono appalti in corso che Burovic non ve lo trovate, eppure vedete che stanno ancora lavorando, no? Quindi escono dal piano delle opere pubbliche nel momento in cui vengono appaltati. Il centro di riuso si stanno concludendo le ultime opere, ci sono delle finiture, arredi, poi ci saranno i collaudi dell'opera che devono essere realizzati. Nel frattempo stiamo approfondendo anche qui quello che potrebbe essere il sistema, la modalità di gestione. Purtroppo il blocco causato dall'emergenza sanitaria, che non permette più di tanto di muoversi e di andare in giro, ha rallentato alcuni viaggi e approfondimenti, sopralluoghi che avevamo programmato in alcune realtà già funzionanti. Comunque appena la situazione migliorerà, questi sopralluoghi saranno effettuati e continueremo diciamo così, i discorsi e gli studi avviati per andare ad individuare un miglior sistema di gestione. Questo per quanto riguarda via 24 maggio, anche qui adesso stiamo chiudendo, tra l'altro abbiamo anche previsto rispetto al progetto originario delle migliorie, diciamo una piazza un po' più verde, un po' più fiorita. Qui quando è che dovremo appaltare i lavori? Prego. Dobbiamo solo un attimo concordare questi ultimi piccoli cambiamenti che abbiamo ipotizzato per quello che diceva la Lavinia, cioè rendere la piazza un po' più verde. Abbiamo un incontro la prossima settimana con il progettista, che è l'architetto Domini, per definire questa cosa, e poi partiamo con l'appalto. Per cui queste opere credo che tra l'estate e l'autunno saranno ultimate, anche perché diciamo, la piazza non necessita di grandi lavori, si tratta di fatto di sostituire le piastre con delle piastre nuove, e in più c'è questa parte, diciamo, di verde che deve essere sistemata all'interno della piazza. Di solito sarà sui bordi della piazza. Verranno cambiati anche gli alberi, molto probabilmente, e quindi c'è proprio un rifacimento estetico della piazza. Ecco, anche questo sarà imminente, insomma, ecco. Tra l'altro è prossima anche la partenza di una gara per l'asfaltatura di via 24 maggio. Ci sono dei pezzi che sono ammalorati, e, come avrebbe detto Stefano, già assessore Stefano Cozzarini, e di conseguenza andiamo a sistemare, a fare un lavoro completo su questa zona. Altri interventi? Altrimenti allora passiamo a mettere ai voti il piano delle opere pubbliche. Se è possibile la dichiarazione di voto. Sì, prego. Rapidissimo, preannuncio il voto evidentemente contrario
perché è chiaro che alcuni lavori sono assolutamente condivisibili, il ragionamento sui loculi, sulle scuole, non da dire. Il ragionamento complessivo è che l'impressione che viene data è che intanto si facciano una serie di acquisti e di lavori che possono avere un senso se riguardano ad esempio l'ex IAL, poi si butta dentro 140.000 euro per la biblioteca non sapendo se si deve trasferirla o meno, se saranno sufficienti, assolutamente no, c'è già stato detto. 300.000 euro per la loggia senza saperci cosa fare. Il Casel dal punto di vista culturale avrà una valenza, in realtà credo che non porterà a nulla in termini di riscontro per quello che può essere un interesse turistico culturale per Pasolini, perché è un luogo assolutamente abbandonato a se stesso. Se c'erano 400.000 euro da spendere, forse era meglio spenderli sulla casa Pasolini o su altri luoghi che forse avrebbero consentito anche un ritorno di carattere maggiore. Si sa che vengono spostati i vigili, non si sa cosa fare delle strutture di Palazzo Zatti, ci sono tutta una serie di ragionamenti, è chiaro che l'impressione è quella di buttare lì un sacco di ipotesi, raccogliere soldi, riempire di luoghi, poi si penserà a cosa fare, tanto alla fine soldi pare che ce ne siano, raccogliamo quello che dobbiamo raccogliere, qualcuno prima o poi pagherà, non so, col sistema economico italiano, questa mania di far debiti o di caricare sulle tasse dei cittadini che cose che poi senza avere una precisa qualificazione di quello che devono essere fatte mi lasciano abbastanza perplesso, per cui il mio voto sarà negativo. Sì. Sentite? Sì. No, pensavo che magari il mio intervento sì, fosse stato magari più, ma probabilmente Andrea Canzian mi ha superato, perché devo dire che in un modo o nell'altro trovo veramente, cioè, veramente fantastiche alcune prese di posizione da questa amministrazione, cioè nel senso della fantasia. Ma com'è possibile? Cioè, parliamo ormai da qualche anno della questione della biblioteca, ancora non abbiamo deciso dopo tutti questi anni dove farla, cioè se tenerla nell'attuale sede o qui, che abbiamo cioè, tutti questi lavori, che vedo anche dei bei lavori fatti anche in un modo, diciamo, riprendendo quella che era, diciamo, la struttura storica. Quindi dico, avevate chiesto un anno fa, così en passant, attraverso, mi pare, un'uscita sul giornale, cosa ne pensavamo, se poteva dare contributo, eccetera. Ma noi qualcosa avevamo detto, anche in Consiglio Comunale più volte. Mi meraviglio che l'amministrazione comunale, dopo tutto questo tempo, ancora non abbia un'idea precisa. Mi fa piacere una riunione di capigruppi, allargati o meno, tutto quello che volete, però un'idea l'amministrazione deve averla, non può arrivare, immagino, a chiedere agli altri, dovete averla voi, e dopo tutto questo tempo veramente fa pensare. Per non dire poi del comando della polizia municipale, ma come? Si è sempre parlato che doveva essere fatto in quel luogo, adesso vengo a sapere oggi che non si sa, cioè può essere lì, può essere da un'altra parte, ma dico, ma di cosa, cioè di come stiamo parlando? Cioè cose veramente, io penso incredibili. La loggia, come giustamente ha preso in considerazione sia il consigliere Diego Francescuto che Andrea Canzian, ancora parliamo del nulla. Cioè sì, dobbiamo ristrutturarla, ma per fare che cosa? Uno avrà un'idea, o vuole tenere un segreto, che tanto sono i segreti di Pulcinella, ma se no, voglio dire, uno deve lanciare un'idea, un qualcosa per quello che vuole portare avanti, anche perché è un luogo storico di Casalsa, una valenza culturale, un ricordo pasoliniano, ma per non parlare della situazione del Casel. Ma lasciamo stare tutta la vicenda iniziale con tutti i punti di domanda che ci sono stati, ma dico, ma quei 400.000 euro, come giustamente ha sottolineato il consigliere Canzian, ma pensavate che è giusto destinarli in quella posizione, oppure effettivamente poteva essere valorizzato molto meglio il centro studi Pasolini, con magari, chiedo anche al consigliere Francesco Colussi, magari portando un discorso anche sul Caselle, eccetera, ma il centro studi Pasolini avrebbe avuto bisogno e ha bisogno di una struttura di un certo tipo.
Ecco, invece anche lì punti di domanda, non si sa, eccetera. Quindi per non parlare, ecco, spero la sede IAL è sempre stato fatto un bel lavoro in questi anni dal punto di vista sull'Alzheimer, eccetera. Mancava l'accreditamento, quindi mi fa piacere che adesso può diventare un luogo deputato a questa, diciamo, situazione di malattie, eccetera, che è sempre più presente nello strato sociale della nostra società. Però anche poi sento palestre, arti marziali, cose. Io credo che se serve una palestra sicuramente per riabilitazione delle persone che magari possono frequentare quel luogo. Palestre ne abbiamo, penso a sufficienza, magari questa può essere tematica per questa diciamo, indicazione terapeutica, però bisogna avere, come ripeto, per quello che ho detto prima, idee molto molto più chiare. C'è stato molto tempo. Lei sindaco prima ha parlato dicendo ma il 2020 è stato, certo il 2020 è stato per tutti un anno bruttissimo dal punto di vista non solo della malattia ma quindi la situazione socio-economica che noi tutti stiamo vivendo, però il tempo è stato anche un tempo di riflessione, quindi avere delle idee e di programmare. Qua non ne vedo facciamo, vediamo, sarà, ma non vedo risposte sul punto. E poi non è vero che gli altri comuni a noi vicini, ma anche diciamo, nella nostra provincia, nella nostra regione non abbiano fatto, sono tutti fermi. Lasciamo stare il comune di Pordenone, un comune grande, però lì stanno facendo la rivoluzione dal punto di vista dei lavori pubblici. Può piacere o meno, uno può essere d'accordo o meno su alcuni punti, però lì c'è anzi forse anche una rivoluzione esagerata dal punto di vista di quello che stanno facendo. Ma basta vedere qui vicino San Vito, Valvasone, cioè insomma io giro, quindi non voglio imputare niente da questo punto di vista, però venire a dire dare tutta la colpa al Covid da questo punto di vista non credo che sia una risposta adeguata per un'amministrazione come Casas. Quindi annuncio il nostro voto contrario. Altri interventi? Prima di votare vorrei intanto tranquillizzare il consigliere Canzian perché debiti non ne abbiamo e non ne abbiamo fatti. Se c'è una cosa che in questi 9 anni abbiamo fatto come sindaco, è stato quello di non accedere a nuovi mutui rispetto a quelli che erano già programmati e anzi quelli di ridurre tutte le esposizioni che abbiamo. E questo è chiaro nel bilancio di previsione, quindi proprio la decrescita degli impegni finanziari li potete trovare benissimo e anche ben evidenziati. E lo stesso per quanto riguarda le tasse ormai sono le stesse, gli importi sono gli stessi da anni, non sono stati aumentati, quindi su questo fronte vorrei tranquillizzarlo. Per quanto riguarda non avete un'idea, non avete programmi, non siamo stati fermi. Ripeto, lei ormai sta vedendo il film che lei vuole vedere. Credo che lo scorso anno, ripeto, comunque malgrado le difficoltà e il blocco causato dalla pandemia, i cantieri ci siano stati. Ricordo un cantiere molto importante al Pala Rosa, quello che lei in qualche maniera non aveva ancora ben riconosciuto e capito. La porteremo a visitare appena l'opera, la struttura appena sarà visitabile. Oltre a questo siamo andati avanti con la barchessa di Burovic, i lavori dell'ex consorzio, quindi i lavori ci sono stati fatti delle manutenzioni nelle scuole, sono state fatte diverse progettazioni e anche lanciate diverse opere. Le idee le abbiamo, i programmi li abbiamo, vi ho parlato appositamente di un incontro di capigruppo per esporle. Se volete venire a questo incontro ed ascoltarle e magari condividere qualcosa, venite, ben venga, altrimenti decideremo per la parte nostra. Noi comunque le idee le abbiamo. Ecco. Quindi favorevoli? Sì, e vabbè, avevo detto, va bene. A
fronte dei lavori interessanti che si vedono nelle scuole, il cimitero, no? Ci sono altre che invece non danno ancora segnali di chiarezza per noi. Fa piacere che abbia inteso in questa sede dire che farà una riunione di capigruppo, che ho chiesto tante volte per altri interventi, perciò fa piacere, e in quell'occasione cercheremo di capire e eventualmente dare il nostro contributo. Per quanto riguarda l'elenco dei lavori pubblici che avete sottoposto al voto, noi ci asteniamo. Solo dire, no, prego. No, volevo solo precisare in base a quello che diceva Canzian, cioè i lavori di sistemazione dell'attuale biblioteca sono dei lavori che devono essere fatti indipendentemente dalla destinazione dello stabile, perché è stata fatta una perizia da parte di uno strutturalista, il quale ha evidenziato delle importanti carenze dal punto di vista statico della struttura. Per cui che quello resti biblioteca o che diventi altro, i lavori vanno fatti lo stesso, perché non è che buttiamo via 100, come ha detto Canzian, 140.000 euro, vengono buttati via perché poi questa struttura non si sa che cosa andrà ad essere. No? Quella struttura va comunque messa in sicurezza, che poi lì si facciano, come diceva giustamente Diego, uffici, che giustamente, come diceva lui, i carichi sono diversi, per cui si parla di 200, faccio il tecnico, 200 kg per metro quadro invece di 600 che servono per una biblioteca, e quindi la valutazione che andremo a fare, ma è venuta fuori adesso questa cosa, allora dobbiamo capire, vale la pena tentare di mettere a posto quella struttura per fare la biblioteca? Come diceva il sindaco, i 150.000 euro erano una cifra presunta, ma quando siamo andati a vedere concretamente tutti i lavori che vanno fatti per renderla idonea a ospitare una biblioteca, saranno molti di più, per cui bisogna capire a questo punto, ma sono cose che sono venute fuori in questi ultimi mesi, quando è stato affidato l'incarico a un tecnico di valutare appunto l'eventualità, giustamente perché dal punto di vista sismico dobbiamo essere tutti molto attenti, e quindi gli è stato detto facci un attimo una verifica di qual è la situazione di quello stabile, e sono venute fuori alcune cose, quindi indipendentemente da quello che si farà all'ex canonica attuale biblioteca, questa cifra o comunque una cifra per metterla a norma andrà sicuramente spesa, quindi non sono interventi fatti a caso, questi 150.000 euro sono anche una quota minimale. Dopodiché il discorso, aspetta, non so che cosa aveva sollevato, ecco, il discorso anche del Casel. Mi rendo conto che la situazione è impantanata, ma non certo per colpa nostra, perché noi come altri comuni che avevano avuto accesso a quel finanziamento ci siamo trovati adesso bloccati, ma non solo per noi, perché a livello nazionale questa cosa non è andata avanti, non so dirvi perché, al di là del fatto contingente nostro, e cioè del ricorso adesso al TAR dei proprietari che quindi hanno rallentato le cose, però questo finanziamento era stato chiesto su un progetto venuto fuori a suo tempo dalla Presidenza del Consiglio, se non sbaglio, diretta, no? Perché era dalla Presidenza del Consiglio, su un progetto bellezza che era per valorizzare alcuni aspetti culturali di una comunità, di un paese. C'era un progetto che peraltro ricalcava un progetto vecchio che abbiamo in essere da tanti anni, che era quello dell'architetto De Rocco, che è stato solo rivisto, che diceva queste cose, che faceva questo percorso pasoliniano, per cui era assolutamente in funzione di valorizzare la figura di Pasolini. Sembrava facile questo finanziamento, che sembrava ci fosse stato assegnato, però poi se questa cosa non va avanti non è certo colpa nostra, cioè noi abbiamo preso per buono quel finanziamento, è stato ripreso in mano, rimodificato, rimodulato il progetto fatto da De Rocco, che esisteva già, che esiste già, e quindi su questo speravamo e speriamo di fare un qualcosa di utile per la comunità proprio in ricordo della figura e soprattutto per stimolare anche quello che viene chiamato un turismo pasoliniano. Stessa cosa vale per la loggia, cioè anche la loggia è fatta proprio per valorizzare la figura di Pasolini, tra le tante altre cose, perché come sa bene meglio di me l'assessore alla cultura, quando abbiamo fatto Il sogno di una cosa, no? Quella bellissima rappresentazione in piazza San Giovanni, ecco lì più volte Pasolini descrive proprio quella parte di San Giovanni, parla del cinema, parla della loggia, parla della casa, mi pare, dei Malacar, no? Che in realtà sarebbe quella dei Pitotti, per cui c'è proprio quella parte centrale di San Giovanni che viene molto diciamo ricordata in quest'opera. Quindi il fatto di mettere dei soldi
sulla loggia non è che qui non si sa cosa fare, sappiamo perfettamente cosa fare, viene fatta per rivalutare alcuni aspetti storici di questo, tra l'altro direi che è la cosa più bella che abbiamo a Casarsa, perché è una del 300, quindi fermo restando questo aspetto, ma poi proprio nell'ottica di valorizzare anche la figura di Pasolini è fondamentale in qualche modo mettere a posto la loggia. C'è stato anche, oltre a quello che diceva la Lavinia, siamo stati con Fabio, non so se 2 volte alla sovrintendenza Udine per farli venire giù, dovevano venire anche per vedere la barchessa, dicono che vengono, poi uno si ammala, poi è scoppiato il Covid, quindi non si muovevano, terrore del contagio, questo è successo, però queste sono le semplici pure verità. Non ultimo, purtroppo ci dispiace, la morte improvvisa di Zampese, che aveva in mano il progetto, ecco, per cui il progetto ha dovuto passare dalle mani di Zampese alle mani dell'altro architetto, la dottoressa, come si chiama? Molinaro, giusto, che lavorava con Zampese, per cui c'è stato un ulteriore rallentamento per il passaggio proprio fisico della progettazione da Zampese alla dottoressa Molinaro. È chiaro che non c'è da fare, non è che non viene snaturata la loggia, perché quella deve rimanere. Quello che verrà fatto, oltre che cercare di farla tornare così com'era, quindi recuperare i vecchi intonaci, recuperare delle cose che stiamo scoprendo sotto l'intonaco che c'è adesso, ci sono dei fori particolari, delle strutture molto belle che infatti abbiamo dato in carico a degli sono archeologi, diciamo, o degli esperti per fare una valutazione seria di quello che c'è sotto, per riportarla all'antico splendore, diciamo. L'unica cosa che verrà fatta, ma per renderla fruibile, ecco, sarà un blocco servizi. Quindi la progettazione, oltre a far ritornare la loggia così com'era, prevede un blocco servizi che sarà caratterizzato da un ascensore, una scala e i servizi igienici per renderla utilizzabile, ma sempre nell'ottica di valorizzare un aspetto culturale legato a Pasolini e non solo. Per cui non è che, come diceva il consigliere Canzian, buttati lì 300 e 1000 euro, cioè, il progetto è chiaro ed è esattamente quello di cui vi ho appena parlato, non è che non abbiamo pensato cosa fare e perché farlo, questo è quello che... E dopo torniamo al discorso, mi permetto solo di aggiungere una cosa, che l'ha detto già la Lavinia. È vero che sono passati anni e anni e mi rendo conto che il mondo cambia velocemente. Parlo della mensa piuttosto che dell'aula magna o l'aula delle scuole elementari. Però come ha ricordato la Lavinia, guardate che la scuola, io sento spesso il vecchio preside, che conosce bene anche Antonio, che è Buccaro, no? Che ogni volta mi chiede, ma quando farete quel lavoro? Voglio essere invitato all'inaugurazione perché siamo l'unica scuola in provincia di Pordenone che non ha un'aula magna. Non si può dirmi, come qualcuno dice sui giornali, basta portare i bambini al teatro, è la stessa roba. Ma questa è un'assurdità, non c'entra niente il teatro con un'aula magna delle scuole. Per cui vi dico che il mondo della scuola, che piaccia o no a qualcuno, sta aspettando con grande interesse la conclusione di quell'opera che purtroppo sta ritardando oltre ogni nostra immaginazione, però purtroppo è così, perché da ultimo purtroppo l'appalto l'ha vinto una ditta che poi ha creato una serie di problemi e fortunatamente in questi giorni stiamo definendo una rescissione consensuale del contratto, così speriamo se ne vadano, parliamo della Sina Impianti, no? Per cui speriamo che dovremo chiudere a giorni, no, segretaria, questa roba e quindi potremo finalmente ripartire con questi lavori. Più fortunati siamo stati sicuramente, come diceva il sindaco, con i lavori della scuola media che partiranno appena dopo Pasqua, chiaramente per quello che si può fare a scuole aperte, quindi si faranno le parti esterne in massima sicurezza perché i bambini comunque saranno dentro, però la ditta Bozzetto che ha vinto questo appalto è una ditta che ha dato già ci ha dato una buonissima impressione quando hanno fatto i lavori per le scuole sia elementari di Casarsa che di San Giovanni nel lontano 2012. Noi avevamo previsto un piano B, cosa che dobbiamo prevedere anche quest'anno, perché non era certo che i lavori finissero per settembre, quando iniziavano le scuole, però questi qua hanno lavorato tutto luglio, tutto agosto, e pur potendo finire in termini diciamo di contratto a fine novembre, noi per settembre siamo riusciti ad aprire le scuole con qualche piccolo problema di cantiere ancora aperto, però è stato fatto. Quindi noi ci auguriamo,
se voi vi ricordate l'altra volta nell'avanzo abbiamo messo 60.000 euro in più proprio per incentivare la ditta a lavorare anche ad agosto per poter riuscire a finire i lavori entro settembre. Il palazzetto dello sport, qui non c'è il Palarosa, è praticamente finito e c'è stata proprio una consegna anche dei lavori, per cui se domani dovessero riaprire i campionati può essere utilizzato al 100%. Sono cominciati da qualche giorno i lavori sul tetto della parte spogliatoi, diciamo da quella bassa, ma che comunque non inficiano l'utilizzo della struttura. Perché? Perché era previsto un fotovoltaico sul tetto. Poi quando sono andati per mettere questo fotovoltaico hanno notato che valeva la pena rifare anche l'isolamento del tetto, per cui abbiamo messo degli altri soldi col nostro avanzo e questi lavori sono iniziati la settimana scorsa. Se voi andate stanno lavorando, per cui faranno il tetto della parte spogliatoi e verrà messo il fotovoltaico. Con questo bilancio andiamo a mettere dei soldi che abbiamo avuto per fare il tetto anche di tutta la parte che riguarda il terreno di gioco, quindi partirà un appalto anche per rifare la copertura del terreno di gioco, per cui le infiltrazioni di acqua che ci sono, ma però purtroppo ci sono, verranno assolutamente eliminate con questo lavoro definitivo, ma che, vi ripeto, non inficia assolutamente l'utilizzo della struttura, che è stato oggetto di lavori importanti per la messa a norma dal punto di vista antincendio, dal punto di vista antisismico, e poi, come voi sapete, c'era un problema di ridisegnare proprio il terreno di gioco, che non è banale, perché aumentando le dimensioni del campo andava spostato tutto, canestri, perché con le nuove regole, quando una squadra di basket, la Tiziana mi fa meglio di me, noi eravamo in Serie B col femminile, mi pare, no? Per cui abbiamo avuto una deroga dal CONI per poter giocare nel campo che avevamo, e addirittura l'anno scorso abbiamo dovuto mandare la prima squadra a giocare a San Vito, perché la deroga non era possibile averla per più di un anno. Adesso con questi lavori, anche se il basket dovesse rimanere in Serie B, non so neanche in che Serie è, però voglio dire, potrà usufruire il campo di Casassa pienamente. Per cui dico, io credo che una serie di cose sono state fatte, però verrà il momento in cui faremo un elenco preciso delle cose che sono state fatte in tutti questi anni. Prego, consigliere Colussi. Portare qualche altro elemento di riflessione, poi anche per una dichiarazione di voto. Allora è chiaro che questo programma delle opere pubbliche raccoglie a 4 anni il lavoro che è stato condotto da un'amministrazione, da una maggioranza che si è espressa. Da questo punto di vista, come gruppo consigliare, non abbiamo nessun dubbio sul fatto di sostenere con il nostro voto questo documento, questo piano. Faccio però una riflessione che riguarda un po' la programmazione futura. Allora, questo programma appunto di interventi raccoglie alcuni elementi insomma, programmatici che nascevano 4 anni fa, per l'appunto, nel momento in cui un'amministrazione si è insediata. È chiaro che nel corso del tempo, come è stato detto, alcune cose possono anche cambiare per varie situazioni. Una fra queste è legata anche alla pandemia, che avrà sicuramente nel prossimo futuro una serie di conseguenze che in questo momento possiamo immaginarci essere anche, come dire, impegnative, ecco, per le scelte future del Paese, e che però andranno valutate anche man mano che si svilupperanno. Ecco, per noi è un valore quello del confronto, quindi quando si parla anche del confronto, insomma, nelle sedi istituzionali, per noi è sempre importante e ci fa piacere che ci sia un dialogo, un confronto, un dibattito. Dopodiché, se la maggioranza ha delle volontà condivise, procede alle sue scelte, la minoranza fa un ragionamento che riguarda appunto le proprie posizioni politiche. Da questo punto di vista ben venga che ci sia un incontro con i capigruppo e altre occasioni di approfondimento sui temi. Mi permetto di ricordare che non si tratta soltanto di scegliere la destinazione della biblioteca. Nel corso del tempo si sono ravvisate alcune criticità sulla struttura attuale. È opportuno insomma, che ci sia una riflessione su quale tipo di servizio la biblioteca in futuro debba dare e in quali spazi, e quindi sulla base di questo fare delle scelte. Nel corso del tempo però ci sono state anche altri interventi e altre progettualità che si sono sviluppate. Una è stata citata, insomma, riguardo al centro storico di San Giovanni. Si è parlato di loggia, ma assieme al progetto della loggia
c'è un'idea di piazza e di centro storico di San Giovanni più complessivo. È stato fatto nel corso del tempo un processo partecipativo che sarebbe importante, ecco, richiamare per capire quali sono un po' le visioni di chi ha partecipato a questo tipo di lavori, e anche non è stato approfondito questo tema, insomma, questa serata, quali sono le richieste che sono state fatte poi alla sovrintendenza per quanto riguarda i beni che sono presenti nel centro storico di San Giovanni, e quale sia anche la possibilità di utilizzo futuro per vedere una programmazione che chiaramente, visti i tempi ristretti di fine mandato, insomma, dovrà poi esprimersi anche in una fase successiva per un nuovo mandato amministrativo. Da questo punto di vista anche le scelte che riguardano la destinazione della barchessa nascevano 4 anni fa con delle vedute. Allora, per rispondere anche a Marinelli, insomma, che chiede una sollecitazione da questo punto di vista, il tema legato alla presenza e alla valenza turistica di Pasolini è assolutamente determinante. In questo senso si era pensato anni fa ad una destinazione della barchessa anche come uno sviluppo di sede espositiva per ospitare manifestazioni che fossero nell'interesse del paese e che potessero dare ulteriori spazi per manifestazioni legate proprio al nome di Pasolini. E dico che queste scelte coinvolgono poi tutta un'altra serie di elementi. Abbiamo parlato di polizia municipale, se parliamo di biblioteca parliamo anche di altri spazi. C'è il teatro, c'è il ridotto del teatro che ha, come dire, esperito utilizzi diversi nel corso degli anni, anche per l'apertura della sala consiliare qua in municipio, e poi c'è il tema di altre immobili, di altri spazi di proprietà del comune. Penso in particolare a Palazzo Zatti e penso anche a Palazzo Brinis, che ospita alcune attività. Quindi secondo me è importante come dire, che in questa riunione di maggioranza possa esserci anche, come dire, un inquadramento più generale di quelle che sono le prospettive di utilizzo degli immobili. Bene, possiamo procedere ai voti. Aggiungo solo che appunto perché non ci indebitiamo, noi i fondi andiamo a reperirli, a cercare contributi, e ne abbiamo portati a casa un bel po' in questi anni, e di conseguenza dobbiamo tenerci a quello che il bando dice. Cioè, se c'è un bando per rivalutare luoghi perduti, abbandonati dell'Italia minore, eccetera, su questo presenteremo il casello. Non possiamo presentare Casa Colussi, perché Casa Colussi non è un luogo abbandonato. Quindi così come per l'edilizia scolastica andremo a chiedere fondi siamo andati a chiedere fondi per l'ex mensa. Quindi ogni fondo ha una precisa destinazione, e dobbiamo tenerci a questa. Non possiamo spostarli a destra e a sinistra. Se uno fa mutui o ha fondi propri, può dire no, da qui li metto invece di questo palazzo, li metto nell'altro. Ma quando c'è una destinazione, la destinazione va assolutamente rispettata, pena la perdita dei fondi. Dopo questa precisazione passiamo ai voti del piano del triennale delle opere pubbliche. Favorevoli? Non vedo Ciro. Ecco, 11 contrari, 2, 3, astenuti, 2. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 11, contrari, 3, astenuti, 2. Determinazione aliquote e tariffe dei tributi comunali da applicarsi al bilancio di previsione 2021-2023. Non ci sono cambiamenti, così come avevo annunciato nel corso dell'intervento al punto precedente. Quindi le aliquote della addizionale comunale all'IRPEF restano le medesime, fissate nel 2013, e lo stesso vale per l'IMU. Ci sono degli interventi, delle richieste? Passiamo ai voti. Mettiamo ai voti. Allora,
favorevoli alla... Prego. Si parla delle tariffe che poi portano all'approvazione del bilancio, non poi sono le entrate. Allora, precisiamo una cosa. Sì, precisiamo che le tariffe sono state confermate quelle del 2020, però per quanto riguarda la Tari, che stanno arrivando le bollette in questo momento, nel 2020 sono state aumentate le tariffe. La Tari non è oggetto oggi. Stiamo parlando oggi, parliamo di addizionale comunale IRPEF e di IMU. Nuova IMU che ha inglobato la Tasi. Non parliamo di Tari, perché la Tari, l'approvazione della Tari, che tra l'altro è un tributo che è in continua evoluzione, come avete avuto modo anche di sentire lo scorso anno, l'approvazione comunque del piano finanziario è stato posticipato a giugno 2021, di conseguenza qui la Tari non c'è. Perfetto, parleremo in quell'occasione. Allora, per dichiarazione di voto, visto che sono state confermate, lo scorso anno abbiamo votato contro e voteremo contro anche quest'anno. Altri interventi? Quindi votiamo, quindi favorevoli alla determinazione di aliquote e tariffe dei tributi comunali per il bilancio di previsione 2021-2023. Allora, sono 10, giusto? Perché è uscito Di Lorenzo. Votiamo, contrari? 4, 5. Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli? 10. Contrari? 5. Astenuti? Nessuno. Dobbiamo assentarci un attimo o dopo l'altro? Ecco, sì. Eccoci. Quindi adesso passiamo all'approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria del canone mercatale. Questo nuovo regolamento che abbiamo avuto modo di approfondire con responsabile dei tributi comunali la scorsa settimana. Abbiamo visto come sia questo regolamento sia dovuto ai termini di una nuova legge che ha previsto l'unificazione di quelli che erano i tributi e i relativi regolamenti di quella che era la TOSAP, cioè la tassa per l'occupazione del suolo e degli spazi pubblici, e poi i canoni per la pubblicità. È stato unificato anche qui con non poche problematiche, visto che si tratta di comunque di tariffe, di tributi e di regolamenti che sono diversi, proprio di entrate diverse. La volontà del legislatore nazionale comunque è stata quella di chiedere un unico regolamento, e noi siamo qua chiamati ad approvarlo. Tra l'altro il tutto avviene in invarianza di entrata, quindi dal punto di vista non ci saranno entrate maggiori, si tratta semplicemente di andare a in qualche maniera ricalibrare e ribilanciare i canoni e comunque le derivazioni di queste concessioni. Ci sono degli interventi? Se mi è possibile rapidamente. Prego. Ho visto alcune delle modifiche in base al ragionamento che abbiamo fatto. Ecco, magari anche una preghiera, se fosse possibile trasmetterlo un po' prima, magari potremmo dare anche un contributo migliore nell'ipotesi delle commissioni di riferimento, perché in 2 o 3 giorni un regolamento di 50 articoli con alcune chiose che abbiamo dovuto fare di gran fretta in corsa, insomma, forse sarebbe stato più utile che fosse trasmesso almeno un 15 giorni prima, 20 giorni prima, per poterlo
verificare. Ciò detto, ho visto che alcune modifiche che avevamo in qualche maniera proposto sono state accolte, c'è qualche uscita che confrontandomi con alcuni amici ha fatto abbastanza sorridere, perché che a Casassa arrivi il mare, la scopriamo nel regolamento, ma prendiamola per così com'è. Rilevo purtroppo che anche la definizione che è stata data, per cui adesso è stata tolta la vecchia carta a uso legale, che era quella di filigrana col bollo, per giungere in adempimento del bollo, lo sforzo successivo, che era quello di consentire anche una richiesta a mezzo telematico, in modalità che siano previste dalla normativa di riferimento, forse poteva essere stato fatto. Riterrei ogni tanto di cercare di fare qualche sforzo in avanti un pochino migliore, insomma, quindi non posso che astenermi proprio perché mi pare che manchi un po' di spinta in questo senso. Scusi, ma la parte sul bollo è stata... che articolo era? Perché è stata modificata? È stata modificata, ma non è stato specificato anche che l'istanza può essere presentata in via telematica. Bastava aggiungere con la normativa anche in via telematica come da normativa di riferimento. Ma comunque se si fa... Invece è stato solo ma vuol dire è stato solo detto in base alla legge sul bollo. Cioè hanno tolto il foglio protocollo con la filigrana che aveva prestampato il valore, che credo che non usino più neanche non si trovi più neanche nei catasti come documento del genere, e è mancato lo sforzo successivo per dire inviata anche telematicamente, così com'è è rimessa alla libera interpretazione del funzionario di fatto. Che articolo è, mi scusi? Consigliere Canzian, di che articolo sta parlando? Non la sentiamo, ha il microfono spento. Adesso lo vado a riprendere, dunque dovrebbe trattarsi del... Cioè, la volontà è stata quella di rimandare a tutte le modalità possibili di presentazione di pagamento che sono previste dalla legge. Quindi telematiche, fisiche, con la allora, pietra. Articolo 38.2, redatta in carta legale, è stato semplicemente modificato in base alla comunicazione che ci è giunta oggi, dicendo in bollo. Sì. Poteva essere anche, può essere l'originale domanda di concessione non redatta con le conformità al bollo, può essere inviata anche in via telematica in base alla normativa vigente e secondo gli obblighi di bollo. Ma infatti c'è in bollo, non è specificato. Sì, ma in bollo vuol dire che io ti porto un pezzo di carta e ci appiccico il bollo, altrimenti lo mando in via telematica trasferendo il bollo in un'altra maniera. No, sono state fatte le verifiche in bollo e anche il bollo che può essere pagato in appunto via bonifico, pago PA o simile. No, sì, però qua non c'è scritto anche in via telematica, manca la specificazione. Bene, perché magari non ha, cioè, ripeto, il discorso non si è voluto specificare l'anche in via, ma si è rimandato in maniera più dinamica quelle che sono... alla libera interpretazione del funzionario, va bene. Ma non è la libera interpretazione del funzionario, sono le modalità previste dalla legge. Quindi... Non c'è scritto con le modalità previste dalla legge, c'è scritto o si mette con tutte le modalità acconsentite dalla legge attuale, purché in bollo, e allora automaticamente si considera anche l'invio telematico. Vabbè. Prendiamo atto, noi l'abbiamo interpretata in maniera diversa, comunque. Prendiamo atto. Altri interventi?
approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale. Favorevoli? 11? Contrari? 1? No. Astenuti? 5. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Qui 11, contrari, nessuno, astenuti 5. Noi dobbiamo un attimo interromperci, segretario. Noi dobbiamo fare un attimo una seduta di giunta. Andiamo qua, quindi proprio un minuto. Il regolamento prevede ora un'approvazione da parte del Questo atto è propedeutico all'approvazione del bilancio, per cui un minuto e torniamo subito.
l'appello, visto che qualcuno se n'è andato, abbiamo sospeso. Prego, segretario. Clarotto Lavinia. Presente. Agrusti Fernando. Tomba Claudia. Orleni Tiziana. Di Lorenzi Alessandro. E avevo un impegno. Cristante Fabio. Francescuto Ciro. Adesso lo richiamiamo. Ecco, adesso si sta riconnettendo. Sta correndo molto. Quindi Ciro ce l'abbiamo, c'è? È arrivato. Agricola Andrea. Colussi Francesco. Peloi Ilaria. Lamanna Paolo. Presente. Canzian Andrea. Presente. Marinelli Antonio. Pisani Antonio. Francescutto Diego. Gregoris Aurora. Dozzi Liliana. Quindi manca solo rispetto a prima. Bene, ora è il punto dell'approvazione del documento unico di programmazione, il DUP 2021-2023, del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. Allora, la parte, diciamo così, più tecnica del bilancio è stata illustrata la settimana scorsa dalla nostra ragioniera nell'apposita commissione consiliare. Abbiamo la presenza del nostro revisore, la dottoressa Manuela De Marchi, e prego, io lascerei la parola a lei per una presentazione. Prego, revisore. L'audio. Ecco. Mi sentite? Ok. Buonasera e buon lavoro. Allora, io chiaramente dovrò dare il parere, ho dato il parere sul bilancio di previsione 2021-2023 e i documenti allegati. E ho fatto una verifica degli equilibri e la situazione di cassa dell'ente al 31 dicembre degli ultimi 3 esercizi presenta i seguenti risultati. Le virgole non le indico perché sennò vi annoio come al solito, no? Se mi permettete, se no le leggo, insomma. No. Per quanto riguarda... Va benissimo, dottoressa. Ok, allora abbiamo una disponibilità di cassa negli ultimi 3 esercizi che si presenta nella seguente situazione. Per il 2018 abbiamo 3.445.698, di cui cassa vincolata 229,47. Nel 2019 4.061.273, una cassa vincolata di 242.749. Nel 2020 3.635.995 e una cassa vincolata di 240.749. Diciamo che l'ente si è comunque dotato delle scritture contabili atte a determinare ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata. Ho provveduto a verificare se il bilancio di previsione rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e l'equilibrio di parte corrente in conto capitale, così come previsto dall'articolo 162 del TUEL. E per quanto riguarda, diciamo, le previsioni di competenza, rispettano, diciamo, il principio generale numero 16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se l'obbligazione giuridica è sorta negli esercizi precedenti. Ho verificato l'avanzo presunto che si può, diciamo, determinare in fase di approvazione di bilancio preventivo e della quale avete nota nella delibera della Giunta Comunale numero 18 del 29/1/2021, che è stata applicata una quota di avanzo vincolato per complessivi 31.506,15. Poi ho verificato il fondo pluriennale vincolato di spesa che corrisponda col fondo pluriennale di entrata dell'esercizio successivo per 2.270.176. Poi ho verificato che il saldo di cassa
non sia negativo e che assicuri il rispetto del comma 6 dell'articolo 162 del TUEL. Infatti il totale delle entrate di previsione nel 2021 battono per 20.047.876,60 e per quanto riguarda le previsioni di cassa delle spese per titoli è 17.210.803 con una differenza che è pari al saldo di cassa di 2.837.072,81. Il fondo iniziale, sempre della cassa del 2021, comprende la cassa vincolata per euro 240.749,08. Per quanto riguarda, io direi di omettere, ometto la lettura di tutti i numeri perché do atto, degli equilibri che sono già presenti nella mia relazione e se no dovrei leggere i numeri e come al solito ci annoiamo tutti. Per quanto riguarda l'utilizzo dei proventi da alienazioni non risulta scritto alcun importo. Per le risorse derivanti dalla negoziazione dei mutui, l'ente non si è avvalso di questa facoltà, così come stabilito dalla legge 205-207 e poi modificato dall'articolo 11 bis, comma 4 del decreto legislativo 14 dicembre 2018 numero 135. Poi passo alle spese, entrate e spese di carattere non ripetitivo. Nel bilancio sono previste nei primi 3 titoli le entrate e nel titolo primo le spese non ricorrenti. Per quanto riguarda il 2021 abbiamo entrate non ricorrenti destinate a spese correnti per recupero e evasione tributaria nel 2021 55.000, nel 2022 è pari e nel 2023 sempre 500.000. Poi abbiamo le entrate per eventi calamitosi per 15.987,84 e altre entrate sempre non ricorrenti per 99.153,57 nel 2021, 39.200 nel 2022 e 39.200 nel 2023. Le spese del titolo primo non ricorrenti finanziate appunto con queste entrate sono pari a 170.149,35 nel 2021, che sono consultazioni elettorali per 26.000 euro e spese per eventi calamitosi per 15.987. Altre spese del titolo primo non ricorrenti sono 128.162. Nel 2021 abbiamo 40.000 per consultazioni elettorali referendarie per 40.000 e nel 2023 per 26.000. Poi abbiamo per altre spese 55.720 e 68.200, sempre per l'anno 2022 e l'anno 2023. Poi avete la nota integrativa che è allegata chiaramente al bilancio e che dà i criteri di valutazione adottato, esprime poi e mette in evidenza l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico degli utilizzi e delle quote vincolate e accantonate sempre del risultato, l'elenco degli interventi programmati per spese e investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili. E diciamo che poi dato anche la nota integrativa è quella che spiega insomma quello che viene indicato nel bilancio di previsione del 2021 e del 2023. Ho verificato la coerenza delle previsioni, soprattutto per quanto stabilito dal TUEL, ho verificato la coerenza interna e praticamente le previsioni per gli anni 2021 e del 2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato e con il DUP, quindi il documento unico di programmazione, e con gli atti allegati al bilancio. Ho verificato il contenuto informativo ed illustrativo del documento del DUP, quindi del documento unico di programmazione, che ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente, è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti e di programmazione. Il DUP contiene gli strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio, e cioè il programma triennale dei lavori pubblici di cui avete già parlato, la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi, la programmazione triennale del fabbisogno del personale e il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
Oltre a ciò ho verificato l'attendibilità e la congruità delle previsioni, sempre relative agli anni 2021-2023, per quanto riguarda le entrate da fiscalità locale. L'addizionale comunale, in questo caso il Comune ha confermato l'addizionale IRPEF differenziata per scaglioni di reddito ed in ragione di specifici requisiti reddituali. Poi l'IMU, il gettito stimato per l'imposta municipale propria è di 1.385.000 per il 2021 e di pari importo nel 2022 e 2023. Abbiamo la Tari, che il gettito stimato è sempre per il 2021 915.446 e lo stesso vale per il 2022 e il 2023. In particolare per la Tari l'ente ha previsto nel bilancio 2021 la somma di 915.445 in base al, diciamo, PEF del 2020, non essendo alla data odierna il piano finanziario riferito all'anno 2021 ancora, diciamo, approvato. Altri tributi, come vi ha già spiegato, è stato istituito il nuovo canone unico, cioè la previsione è stata, diciamo, prevista in base all'istituzione di questo nuovo canone, che prevede praticamente l'accorpamento del canone patrimoniale di concessione, l'autorizzazione a esposizione pubblicitaria per comuni e province, città e metropolitane. Il nuovo canone, quindi, come abbiamo detto, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi di aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui l'articolo 27,78 del Codice della Strada, di cui è il decreto legislativo 30 aprile 92, numero 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. E è previsto nel bilancio l'applicazione del nuovo canone, prevedendo un'entrata pari a 55.500 per l'anno 2021 e 62.000 per il 2022, il preciso importo nel 2023. Poi ho visto le risorse relative al recupero dell'evasione tributaria, che sono state, diciamo, quantificate secondo quanto previsto, diciamo, dall'assestato, per cui la previsione del 2021 è 55.000, nel 2022 55 lo stesso e nel 2023 lo stesso importo. Per quanto riguarda le entrate dai titoli abitativi che sono, diciamo, finanziati dai proventi da permessi da costruire, è stato previsto in entrata 20.000 euro nel 2021, 2022 e 2023, e quindi sono state previste le spese in conto capitale per lo stesso importo. Quindi io ho verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legge. Dopodiché i proventi da sanzioni amministrative sono previste per, diciamo, 237.987 per tutti e tre gli anni. Anche in questo caso ho verificato che sia congruo rispetto all'andamento storico delle riscossioni. Proventi dei beni dell'ente per le locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono previsti per il 2021, 2022 e 2023, nel 2021 55.500, nel 2022 62.000 e nel 2023 62.000. La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti. Poi abbiamo i proventi dei servizi pubblici, anche questi diciamo che ho verificato che il dettaglio delle previsioni dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale sia conforme alla normativa e che non superi determinate percentuali o non sia al di sotto di determinate percentuali di copertura. La percentuale è 39,33. Diciamo che l'ente ha provveduto ad adeguare le tariffe in vigore, ad esclusione delle tariffe in approvazione, come già indicato, del nuovo canone patrimoniale, che sostituisce dall'1/1 del 2021 l'imposta comunale, come vi ho già indicato, l'imposta comunale sulla pubblicità,
i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa sull'occupazione, spazi ed aree pubbliche temporanee e permanenti. Chiaramente non ci sono varianze rispetto alle entrate, diciamo, precedenti, degli anni precedenti, perché diciamo che questo canone congloba, ma non è che varia gli importi. Allora, le previsioni poi delle spese sono previste per quanto riguarda per titoli e macroaggregati di spesa. Abbiamo le previsioni del 2021, sono 7.114.916, nel 2022 6.766.711, nel 2023 6.647.590. Diciamo che per quanto riguarda, diciamo, una delle spese importanti, che è quello delle spese del personale, è stato previsto, si è tenuto conto quindi delle assunzioni previste nelle programmazioni del fabbisogno e risulta coerente. Diciamo che la nuova normativa sulle spese del personale prevede che praticamente un nuovo calcolo e che questo calcolo, diciamo, deve tener conto della programmazione e deve essere coerente con i vincoli che ha stabilito la legge regionale 20 del 2020. Poi non sono stati previsti nel bilancio spese per incarichi di collaborazione per il triennio 2021-2023. Ho verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di esigibile e il rispetto dell'accantonamento per intero importo, quindi il fondo è determinato applicando l'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate, una percentuale pari al completamento, quindi al 100%. Ho verificato che il fondo di riserva sia iscritto secondo quanto previsto sempre dal testo unico e quindi per l'anno 2021 è pari allo 0,36 delle spese correnti e per il 22 è pari allo 0,46 delle spese correnti e nel 23 lo 0,35 delle spese correnti, per cui ha rispettato i limiti indicati. Il fondo per le spese potenziali, l'ente ha provveduto a stanziare nel 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali, che sono l'accantonamento per rischi contenzioso, che sono per il 2021 10.000 euro, e l'accantonamento per indennità a fine mandato 2.625,85, per un importo pari a 12.626. Questo vale anche per il 2022 e il 2023. Poi la consistenza del fondo di riserva di cassa rientra sempre nei limiti dell'articolo 166,2 del TUEL e non è inferiore allo 0,2% delle spese finali. Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente ha provveduto a esternalizzare il servizio per quanto riguarda gli organismi partecipati e nessuna società partecipata nell'ultimo bilancio ha approvato e ha presentato perdite che hanno richiesto interventi di cui l'articolo 2447 del Codice Civile, quindi vuol dire il ripianamento delle perdite. Per quanto riguarda poi l'indebitamento, ho preso atto che per il triennio 2021-2023 l'ente non ha previsto il ricorso all'indebitamento. Infatti se voi leggete anche il prospetto che ho fatto, vedete che l'indebitamento dell'ente subisce una diminuzione che va nel 2021 a 1.916.063, nel 2021 1.529.645 e nel 2023 1.149.032, quindi un trend decrescente ed è compatibile quindi con l'articolo 204 del TUEL. Poi anche gli interessi passivi e gli oneri finanziari si registra la seguente evoluzione. Cioè nel 2021 abbiamo 512.612, nel 2022 470.361, nel 2023 447.266. Le previsioni quindi per interessi passivi invece anche questi subiscono una diminuzione dell'indebitamento dell'ente
che va da una percentuale dell'1,91 a una percentuale dello 0,91 del 2023, quindi una crescente diminuzione. Ho verificato che l'ente non ha previsto estinzione anticipata di prestiti. In relazione a quanto vi ho indicato, nel presente parere è richiamato l'articolo 239 del TUEL, è tenuto conto già del parere espresso sul DUP e sulla nota integrativa, del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, dalle variazioni rispetto all'anno precedente, dalla verifica effettuata sugli equilibri di competenza di cassa. Ho verificato che il bilancio sia stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e delle norme del decreto legislativo numero 118/2011 e dei principi contabili applicati numero 4/1 e numero 4/2 allegati al predetto decreto legislativo. Ho rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio ed esprimo pertanto parere favorevole sulla proposta del bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati. Ringrazio per l'ascolto e sono a disposizione. Ottimo, grazie dottoressa. Tra l'altro anticipo poi una delibera che prenderemo a fine consiglio che prevede proprio la continuità, quindi la proroga dell'incarico della dottoressa De Marchi, così come previsto dalla normativa regionale. Se avete delle domande per il nostro revisore, vi consiglio di approfittare. Quindi insomma siamo un ente sano da questo punto di vista, come sempre. Se non ci sono domande, passiamo alla discussione e all'approvazione del bilancio del DUP. Grazie dottoressa intanto. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Ci sono degli interventi? Altrimenti mettiamo i voti. Quindi passiamo al voto? Passiamo al voto? Bene, allora votiamo per l'approvazione del documento unico di programmazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023. Favorevoli? Quindi siamo rimasti in 10, giusto? Contrari? In 5. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 10. Contrari? 5. Approvazione del regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale. Anche questo regolamento molto tecnico è stato presentato nel corso dell'apposita commissione di preparazione, la commissione dei regolamenti. C'è qualche intervento? Prego, consigliere. Ero già intervenuto in commissione, avevo detto qualcosa a riguardo, no? Nel rileggerlo mi auguro che anche i colleghi consiglieri abbiano letto questo regolamento. Il vecchio regolamento era stato approvato nel 2006, naturalmente un po' datato perché poi sono state messe diverse nuove punti di videosorveglianza e perciò andava rinnovato, ma come avevo detto nell'altra occasione, ho accennato in commissione, ci lamentiamo tutti della troppa burocrazia per la pubblica amministrazione, che è carica di burocrazia. Ogni qualvolta dobbiamo fare una pratica, fare qualcosa, ci lamentiamo perché troviamo davanti numerosi documenti, carte da fare o azioni da porre in essere per poter ottenere qualcosa. Quando poi ci troviamo noi a dover fare qualcosa per semplificarci la vita, non lo facciamo, anzi, con questo regolamento ci si complica di molto la vita come amministrazione, dico, perché è un regolamento molto tecnico, molto complesso, ripetitivo in alcune parti e complica
lavoro per coloro i quali lo dovranno portare avanti, e questi naturalmente il comando polizia locale non credo verrà dato dall'esterno. L'altro giorno dicevo che dalla lettura di questo regolamento l'impressione è che si parli di un comune minimo capoluogo di provincia, perché parla di una centrale operativa dedicata ad hoc, dove vengono posizionate tutti questi monitor per controllare il territorio. Si parla di addetti nominati, di altri che possono accedere, no? Di una procedura complessa per poter accedere e vedere gli atti. È vero che la privacy è la cosa, una delle più importanti, sta diventando il punto fondamentale, no, tutto, non si può fare niente perché c'è la privacy, no? Però tanto per dire alcuni esempi, perché dovrà esserci una centrale operativa riservata o promiscua dove accedono solo gli addetti. Se per caso dovesse accedere qualche altra persona c'è una procedura assai complessa. Facciamo solo un paio di esempi: il personale autorizzato al trattamento. La sala di accesso di controllo è consentita esclusivamente al titolare o al suo delegato, al responsabile del servizio, al responsabile della gestione dati e dalle persone autorizzate al trattamento degli stessi. Perciò, dà l'impressione che al comando ci siano più vani e che lì, su questa stanza qua, possano accedere solamente alcuni soggetti ben identificati. Faccio un altro esempio: eventuali accessi alla sala di controllo da parte delle persone diverse da quelle indicate nel precedente comma, che sono quelle autorizzate, perciò il comandante autorizza alcuni soggetti ad entrare, che potrei pensare tutto il personale della polizia locale, no? Per iscritto, perciò bisogna autorizzarli per iscritto. Nella figura il comandante li autorizza, no? L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e, se possibile, il tempo necessario per svolgimento dell'attività autorizzata, nonché l'indicazione degli specifici compiti loro segnati e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Perciò, se dal caso, facciamo l'esempio, che ci sia un problema alla corrente, a una spina, qualcosa all'interno della sala operativa, ci deve essere un'autorizzazione specifica per il capo operai, posso pensare all'elettricista, che entra, le motivazioni, deve essere indicato specifico, deve rimanere a disposizione, perché il soggetto diverso che entra vede nelle telecamere, può magari scorgere cose interessanti o altre che lui può utilizzare in modo improprio. Un altro esempio per l'accesso: se per caso un soggetto, adesso lì non si riesce a capire bene, l'accesso è fermo restando quanto dall'articolo 14 capo secondo del presente regolamento, tutti gli accessi alle visioni vengono documentati mediante l'annotazione su apposito registro degli eventi e degli accessi, cartaceo e o informatico, conservato al comando polizia locale, nel quale sono riportati la data e l'ora dell'accesso, l'identificazione del terzo autorizzato, i dati per i quali viene svolto l'accesso, gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione di accesso, le eventuali osservazioni della persona autorizzata al trattamento. Se il registro è di tipo cartaceo, lo stesso dovrà contenere la sottoscrizione del soggetto autorizzato alla visione. Nel caso di un registro informatico c'è una procedura a parte. Adesso, no, il comune di Casarsea delle informazioni rese al momento della raccolta. Il comune di Casarsea, nella persona del legale rappresentante, ecco, il legale rappresentante dovrebbe essere il sindaco che incarica, ecco, nella pro tempore dovrà comunicare ai cittadini, ecco, qualora si dovesse modificare o ampliare un luogo dove sono posizionate le telecamere, l'amministrazione ha l'obbligo dovrà comunicare ai cittadini l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva modifica e cessazione per qualsiasi causa del trattamento dei medesimi. Perciò ogni qualvolta c'è una modifica o la telecamera funziona, il sindaco è obbligato a dire: guardate che qua stiamo implementando telecamere, oppure guardate che le stiamo rimuovendo, no?
in anticipo di 15 giorni mediante emissione di appositi manifesti informativi e altri mezzi di diffusione locale. Questi sono alcuni punti, poi per non dire come devono essere tenuti i dati di sicurezza, come devono essere eliminati quando si va a cambiare il server. No. Ecco, questi sono alcuni punti che ho sottolineato, ma ce n'è diversi altri. Allora, abbiamo la possibilità di approvare un regolamento che sicuramente c'è la necessità di farlo. E in commissione, come diceva il consigliere Canzianci, è stata presentata una settimana prima, 6 giorni prima, come era previsto dalla normativa, dal regolamento, ma un regolamento così complesso che viene a modificare, che poi modificare quello di prima lo sostituisce, che l'altro aveva meno articoli, era molto più snello, no? Dove viene a impegnare il personale in modo così forte, magari se ci si incontrava un paio, come è stato fatto per altri regolamenti, un paio di occasioni, probabilmente avremmo ottenuto un regolamento più adatto per il comune di Casarsa. Questo mi sembra un pochettino molto impegnativo. Altri interventi? Volevo chiedere, visto Sì. che il consigliere Diego Francescuto ha fatto delle osservazioni piuttosto precise, se questo regolamento da chi è stato praticamente proposto, cioè c'è stato qualcheduno di voi o il comando della polizia municipale o l'avete estrapolato da qualche regolamento già esistente? Altri interventi? Allora, ovviamente è stato proposto dalla Polizia Municipale ed è stato vagliato dalla Polizia Municipale, che ha lavorato assieme al nostro manager, come si chiama? Scusi, segretario? Sì, abbiamo comunque un incaricato esterno, perché così prevede la norma, che si occupa proprio del trattamento, del trattamento dei dati personali. Quindi, come ha esordito il consigliere Francescuto, è una materia estremamente complessa. Il regolamento antecedente era più snello, sì, ma non andava bene, quindi andava rifatto totalmente, perché è una materia molto delicata, estremamente normata. Cioè, pensiamo soltanto in un momento di pandemia, di emergenza sanitaria, proprio per problematiche legate al trattamento dei dati personali, state bloccate le vaccinazioni degli insegnanti. Cioè, no, ma dico, questo è una cosa diversa, però questo è per far capire quanto il tema sia delicato e quanto si debba andare con i piedi non di piombo ancora di più tutte le volte in cui ci si addentra in questioni di questo tipo. Il regolamento è stato visto e rivisto dal nostro comandante, e se il nostro comandante non ha avuto da eccepire, vuol dire che lui è in grado di attuarlo. No, non sono arrabbiata, però è la stessa cosa che diciamo. Cioè, allora, intanto io credo molto nella... Non sono arrabbiata. No, non sono arrabbiata. Senta, consigliere, vabbè, tenga per lei. Il nostro comando è molto avanti su tante cose. La centrale operativa c'è. Ovviamente in questo momento è sacrificato negli spazi in cui si trova. Negli spazi in cui sarà trasferita entro la fine dell'anno, questo sarà assicurata, cioè il fatto che ci siano degli spazi idonei in cui ci sono tutte le telecamere, nessuno potrà entrare. Scusate, se non ci parliamo addosso è meglio, ecco. Quindi questo c'è, le persone che vengono, gli addetti già ci sono tra gli uomini del nostro comando. Il nostro comando è anche un comando unificato, cioè l'obiettivo è quello di andare sempre di più verso l'organizzazione e verso una complessità ovviamente che deve essere gestita. Di conseguenza, se a detta del nostro comandante tutte queste cose sono fattibili, poi sono più difficili da scrivere e da leggere,
appaiono più difficili da leggere rispetto a quello che sono in realtà, cioè c'è un registro in cui tutte le volte in cui c'è un accesso viene aggiornato con data ed ora, ma già ora gli accessi dall'esterno vengono controllati, cioè nel senso quando ci sono delle richieste di qualsiasi atto, che sia una visione di una telecamera così come di un atto del nostro archivio, di tutto questo deve essere tenuta traccia. Quindi ripeto, sono dei procedimenti che sono in atto. Questo è un regolamento scritto sulla base di quelle che sono le richieste della normativa, che ripeto sono richieste molto stringenti, richieste su cui non si può andare leggeri. Gli uffici li hanno visti, li hanno approvati, quindi ritengono di essere in grado di metterli in essere senza difficoltà particolari. Se non ci sono altri interventi, proporrei di mettere al voto il regolamento. Favorevoli all'approvazione del regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale? 10. Contrari? 4. Astenuti? 1. Canzian, mi scusi, lei si astiene o vota contro? No, voto contro. Ecco, allora 5 contrari, astenuti nessuno, votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli, quindi 10, contrari 5, astenuti nessuno. Quindi approvato. Presa d'atto della proroga di incarico al revisore dei conti, ve lo anticipavo, questo proprio in virtù dell'emergenza epidemiologica e tutto un rallentamento di una serie di procedure diciamo, da parte anche degli uffici regionali che sono deputati da questo punto di vista all'estrazione della terna dei revisori. Scusate, per piacere, non riesco a parlare con un sottofondo. Uno alla volta, per cortesia. Ecco. Quindi i dipendenti regionali attualmente sono in smart working. In smart working non è possibile procedere con queste procedure di sorteggio, estrazione che devono essere pubblici, eccetera. E quindi tutti gli incarichi dei revisori dei conti sono prorogate ex legge per 180 giorni, quindi avremo il piacere di lavorare per altri 180 giorni con la dottoressa Manuela De Marchi. Questa è una presa d'atto, quindi non si vota. Siamo all'ultimo punto, che è un punto che portiamo con piacere in consiglio comunale, perché è una variante non sostanziale, la numero 37 al PRGC, che concerne l'area limitrofa alla zona H3 e la rotatoria al chilometro 94-400 della statale 13 in Pontebana, in questo caso, con una progettazione specifica di un privato insediato, che ha un insediamento commerciale proprio sulla rotatoria. Andiamo a risolvere dei problemi che da anni la nostra amministrazione evidenziava rispetto alla fruibilità e la sicurezza della rotatoria stessa, tant'è che il nostro comune non ha mai preso in carico l'opera. Ci sono stati diversi confronti negli anni con il commissario, perché questa è un'opera realizzata dal commissario per la terza corsia sulla 4, e poi con la regione, con FVG Strade. Ripeto, è un'opera che non ci aveva mai convinto nemmeno in fase di progettazione. La sua realizzazione ci ha
convinto ancora meno. Abbiamo subito evidenziato dei problemi proprio per la sicurezza del transito e adesso arriviamo a questa soluzione. Quindi in questo caso un interesse di un privato ad entrare in rotatoria con maggior sicurezza va a collimare con un interesse pubblico, in questo caso del comune, di avere una soluzione, proprio sia prima progettuale poi realizzativa diversa della rotatoria. Non so se il vice che ha seguito la vicenda, se vuole aggiungere qualcosa, se c'è qualche intervento. Se volete chiedermi qualcosa, volentieri. Il sindaco ha già spiegato, insomma, ecco la questione. Siamo stati anche, forse il termine improprio è fortunati, ma comunque più che fortunati noi, è stata fortunata Friuli Venezia Giulia Strade, direi, perché grazie a questo intervento dei privati viene a risolvere e a migliorare sicuramente la viabilità di quel tratto che, come più volte è stato detto anche in questo Consiglio, è assolutamente pericolosa in questo momento, anche se è stato fatto quell'ingresso rispetto all'origine, no? Quello diciamo poco più avanti, insomma, sapete di cosa stiamo parlando, che comunque praticamente renderebbe esattamente inutile quella rotonda, come peraltro abbiamo sempre ritenuto che fosse, perché l'ingresso e la situazione viaria è peggiore di quella di prima, di quella che c'era prima della rotonda. Con questo intervento fatto in accordo con Friuli Venezia Giulia Strade e il privato che sta facendo quell'insediamento dove è stato rimesso a nuovo il negozio di Miorin, loro si sono fatti carico anche dal punto di vista proprio dei costi di creare questa nuova bretella che quindi permetterà all'imbocco di Via Moro di proseguire, di innestarsi più a nord, diciamo, e con un angolo di curvatura più netto, per cui sicuramente il tutto dal punto di vista della sicurezza ne trarrà sicuramente un grande vantaggio. I lavori dovrebbero iniziare, non dico immediatamente, per un motivo tecnico, perché purtroppo come diceva Diego, per quanto riguarda forse il regolamento, ma la burocrazia è terribile, cioè nel senso qui noi andiamo ad approvare intanto una variante, poi deve andare a Trieste, deve tornare con le autorizzazioni, chiaramente avremo una corsia preferenziale per quanto riguarda i pareri, perché i Friuli Venezia Giulia Strade l'abbiamo già incontrato in questa sala qualche mese fa ed erano assolutamente entusiasti di questa soluzione, quindi ci daranno tutti le autorizzazioni immaginabili possibili, però ci sono una serie di altri passaggi e quindi questa cosa non potrà essere realizzata se non prima di almeno 2 o 3 mesi, ecco, diciamo, c'è un tempo minimo per poter fare sta roba. Purtroppo, vi dico, la ditta avrebbe potuto farli anche domani, però sono questi passaggi burocratici che ritarderanno di un po' la costruzione di questa nuova viabilità. Insomma, ecco, queste sono le cose che posso dirvi. Se avete qualche domanda rispondo volentieri. Sindaco, sì, ho visto gli atti che erano nella cartella del Consiglio perché non sono stati inseriti in quanto il cartaceo era difficoltoso inserire sul Dropbox. Gli atti sottoscritti dall'architetto Molinaro che ha redatto il progetto non danno un'idea precisa di quello che sarà l'intervento successivo. Spiegano che verrà allargata la rotatoria, cederà un tratto di proprietà a Miorin probabilmente, ma non si riesce a avere l'idea precisa che si ha in un progetto esecutivo dell'opera, perché non è semplice sicuramente risolvere la questione e non so se risolverà la questione, perché comunque portando più avanti l'ingresso, che diventerà l'ingresso per il centro commerciale, non chiamiamolo centro commerciale, i nuovi negozi, sì, Miorin che è il negozio di alimentari che andrà ad aprire, però quelli che dovranno rientrare su Aldo Moro comunque devono fare un'inversione di marcia e sono costretti ad arrivare a velocità bassissima praticamente, perché entrano e devono tornare indietro, fanno metà rotatoria, perciò il progetto esecutivo naturalmente non è ancora pronto.
sì, ma lì non c'era e esatto, però non c'è. il razionale dell'intervento è questo: praticamente da via Moro tu costeggerai il recinto in parte il recinto dello Sporting, entri dentro una parte del piazzale di Miorin e riesci sulla Pontebana, ma non è l'ingresso di Miorin, è proprio la viabilità di via Moro che viene modificata, per cui allontani le due strade, non saranno così vicine, quella diciamo via Moro con la viale Venezia, con la Pontebana, ma si allontanano come ingresso, e allontanandosi riduci sicuramente il rischio anche dal punto di vista della visibilità delle macchine che arrivano da sinistra, che adesso, se voi fate caso, soprattutto quando parcheggiano tutti quei furgoni sulla sinistra, è davvero molto molto difficoltosa dal punto di vista proprio della visibilità del traffico. Quindi viene spostata proprio a nord con una angolatura d'ingresso maggiore, è stata tutta calcolata, io non sono un tecnico, però in modo che sia a norma, perché la Friuli Venezia Giulia l'ha approvata, è proprio l'uscita di via Moro, ecco. Allora, per quelli che escono da Viale Aldo Moro per rimettersi in direzione Pordenone sicuramente migliora, anche se già adesso non era così male, c'era ostruita la visibilità, ma avevo già sollevato la questione della sosta dei veicoli sulla sinistra che non andava bene. Il problema è per quelli che devono entrare su Viale Aldo Moro, perché lì diventerà comunque l'entrata in Viale Aldo Moro, verrà chiusa l'altra. Friuli Venezia Giulia sicuramente è d'accordo ed è contenta, perché loro dice il comune di Casarsa ha approvato una variante, ha approvato il progetto, perciò per noi va bene. Se poi non dovesse funzionare la colpa non è più loro, ma è di chi ha approvato il progetto. Non avendo sotto mano il disegno preciso della situazione, nutro ancora dubbi, perché più si va avanti più si torna indietro, poi, perché per entrare su Viale Aldo Moro devono fare praticamente un'immersione di marcia, anche se entrano sulla destra, perciò arrivano rallentando. Quelli che escono comunque da via dalla statale, che sono diretti a Pordenone, possono avere una velocità anche non rispettando le norme, perché praticamente si esce e si va dritti. Quelli che devono entrare su via Aldo Moro, buona parte arrivano da Pordenone, non so se riesco a spiegare, perciò quelli devono rallentare e poi quasi frenare per tornare indietro. Perciò l'accesso per i nuovi negozi sarà sicuramente ottimale, perché si entra a destra e si esce a destra, comunque non si fa l'inversione sulla rotonda, ma per quelli che devono entrare su Viale Aldo Moro, non avendo il progetto sotto mano, naturalmente non ritengo di poter dare un giudizio. Nutro comunque dei dubbi. Ma in ogni caso sarà migliore, sarà sempre migliore rispetto a quello che era stato previsto dal... Allora, premettiamo che noi quella rotatoria lì non l'abbiamo mai voluta, e credo, cioè, non so più come dirlo, che abbiamo sempre detto che secondo noi era inutile, eccetera. In questo momento, allora, innanzitutto, tutte le rotatorie più o meno, o comunque l'obiettivo è quello di far rallentare il traffico delle rotatorie, sì o no, giusto? Ecco, se pensiamo alle rotatorie sulla ferrata, ad esempio, sono state spostate, rispetto prima c'era quello che era l'ingresso, la coincidenza più o meno perpendicolare, sono state tutte spostate e proprio fanno andare da qualche parte, un po' come dice lei, quasi tornare indietro, proprio per rallentare la velocità. Questa è la logica che le rotatorie hanno. Di conseguenza, cioè, si tornerà indietro, ma si allungherà forse di 20 metri? Non lo so, cioè, stiamo parlando di questo per tornare indietro, cosa intende? Va bene. Non sentiamo. Questi vanno via abbastanza veloci e lo si vede, mentre prima era realmente pericoloso. Non sentono, mi scusi. I veicoli era ecco. realmente pericoloso. Sentite? Perché Paolo? i veicoli che arrivavano da Pordenone per entrare su Viale Aldo Moro tagliavano praticamente la strada, entravano
svoltando. Adesso la situazione diventerà forse migliore perché spostiamo l'ingresso, però i veicoli che devono entrare devono comunque quasi fermarsi, perché non possono a velocità già a 30 all'ora, devono fare un'inversione perché si infilano, non è che cambi di molto lo spazio lì, devono comunque tornare indietro. L'ho già detto in un'altra occasione, a Cusano praticamente quelli che arrivano da Pordenone per arrivare a Casarsa è simile, perché quelli che vanno verso il centro di Cusano lo svincolo è attiguo, solo che arrivano in velocità e vanno dritti. Qua dobbiamo tornare indietro, dobbiamo fare praticamente più andiamo avanti, ma più torniamo indietro poi. Perciò devono arrivare piano. Se quelli che arrivano da Casarsa per andare non guardano davanti, come succede, perché uno quando ha guardato poi guarda la strada, rischio che si migliori, ma di poco. Se c'era il progetto, magari sì, ci aveva un'idea, ma allora, vedremo il progetto, io il disegno ce l'ho, adesso non pensavo, forse non ho visto se non era allegato alla progettazione. Il progetto, è vero che Friuli Venezia Giulia Strade, visto quello che ha fatto, non so quanto possa essere affidabile, però è stato sottoposto all'attenzione dei loro tecnici che hanno anche modificato gli angoli di ingresso della strada per renderlo il più, diciamo, fluido e soprattutto rispettando quelle che sono le norme per le angolazioni delle strade. Io questo posso dirvi, perché vi ripeto, non sono un tecnico della strada, a noi... No, ecco, ho premesso questo, ho premesso che, visto quello che avevamo fatto, per carità, però credo che siccome errare è umano e perseverare è diabolico, credo che si siano resi conto del progetto fatto male, quindi avendo approvato questo progetto e soprattutto è stato concordato con loro più che approvato, penso e mi auguro che sia stato fatto sicuramente con dei criteri, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini, adeguato, insomma. Diciamo che è l'unico sistema per migliorare quella rotatoria, altri non ce n'erano. Se non ci sono altri interventi, passiamo all'approvazione. Se posso, Certo. rapidissimo per la dichiarazione, il mio voto sarà favorevole. Si sente? Sì. Il mio voto sarà favorevole. Rilevo per l'ennesima volta che il privato sistema i danni che fa il pubblico. È questo. Bene, votiamo quindi l'approvazione alla variante. Favorevoli? Quindi sono 10, 11. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 11. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Bene, abbiamo concluso. Se ha una domanda? Solo una domanda di attualità, ma è breve. Nel territorio comunale stanno potando diverse piante lungo la ex strada provinciale e strada regionale. Mi è stata sottoposta da parte di alcuni cittadini che le piante, i tigli lungo la strada statale 13 sono molto alti, invadono le proprietà private, ma a parte quello ci sono dei rami rotti che potrebbero cadere nella strada. Avete per caso un programma anche di manutenzione, di potatura di quelle piante lì? O se non lo avete bisognerà tener conto magari coi fondi di avanzo del bilancio di investire una cifra, perché se un ramo cade sulla strada l'assicurazione può coprire una parte, ma il fatto che magari faccia cadere uno in moto o cada in testa a un passante in bicicletta o a piedi potrebbe causare magari non economicamente ma moralmente un danno rilevante. Allora, periodicamente ci sono dei programmi e dei progetti di potatura, non per niente appunto quest'anno ci sono quelli che lei ha evidenziato, che sono realizzati tra l'altro in economia da parte dei nostri operai comunali. Sull'altro mi coglie impreparata, io al momento non so se ci siano dei piani, ci informeremo e vedremo, insomma, sicuramente andiamo... Sì.
tanto sono responsabile di tutto comunque, quindi insomma va bene, comunque ci informiamo su questo. Grazie e buona serata a tutti. Buona serata.